Buongiorno, ben ritrovati, 11:29 minuti e 50 secondi, siamo in diretta, l'edizione straordinaria che riparte anche oggi per raccontarvi tutto sull'emergenza coronavirus in Veneto e non solo, e dunque ci avviciniamo come sempre all'aggiornamento della mattina delle 12:30 con il punto stampa all'unità di crisi di Marghera con il governatore Zaia. Lo seguirà per noi il nostro Filippo Fois, con il quale ci collegheremo fra poco. Tante anche le cose da dire anche oggi, è il giorno in cui di fatto scattano le nuove restrizioni dell'ordinanza firmata ieri, entrata in vigore alla mezzanotte di oggi, e lo abbiamo raccontato, rivedremo fra poco una sintesi delle nuove disposizioni, oltre a quelle già inserite nella precedente ordinanza, che vengono quindi prorogate fino al 13 di aprile. Come sappiamo, la stretta sui mercati rionali, la stretta anche sulla spesa per chi andrà a fare la spesa e tutte le altre novità. È il giorno appunto in cui si cerca di arrivare fino al 13 di aprile con una maggiore delimitazione del contagio, perché, ed è un fatto che viene registrato un po' in tutta Italia, c'è stato un maggiore numero di persone in giro in questi giorni e questo ha preoccupato e continua a preoccupare, e probabilmente il fatto di sapere che a livello epidemiologico il contagio sta rallentando ha spinto molte persone a sottovalutare il pericolo, e quindi la nuova stretta. Ne parleremo fra poco anche con il sottosegretario all'interno Achille Variati. Vediamo allora però, come sempre, prima i dati del bollettino regionale che ci parlano di 9.306 contagiati attuali in Veneto, quindi un più 243 casi positivi. Gli aumenti di questi giorni sono dovuti anche ai tamponi evidentemente che vengono realizzati. Come sappiamo, il Veneto su questo è ai primi posti e non solo in Italia. Più 243 casi positivi, la maggior parte dei quali, insomma nella maggioranza tra Vicenza e Verona, più 55 a Vicenza, più 43 a Verona, e poi Padova più 62. In totale dall'inizio dell'emergenza sono 10.824 le persone che sono state contagiate dal virus. In questo numero rientrano anche poi le persone che si sono negativizzate e le persone che purtroppo sono decedute, quindi attualmente 9.306. 911 i negativizzati, i guariti, diciamo così, 20.058 le persone in isolamento. Il fronte, quello che preoccupa di più a livello di gestione dell'emergenza, è quello dei ricoveri: 1.594 le persone ricoverate in area non critica, meno 4 rispetto a ieri sera, a cui si aggiungono 324 persone in terapia intensiva, meno 3. Sta continuando a scendere il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Sale invece, ed è un altro dato importante, il numero delle persone dimesse, 1.121. E poi c'è il numero dei decessi, lo vedete anche nel titolo, 6 decessi nella notte, localizzati tra Verona, Sant'Orso, Vicenza e Oderzo, nell'ospedale di Oderzo, quindi nella Marca Trevigiana. 6 dunque i decessi. Questi i nudi dati. Come sempre vi facciamo vedere anche la tabella, il cartello con le donazioni per la regione, una corsa solidale che continua su più fronti. Eccolo qui: combatti il coronavirus con la solidarietà. Questo per mantenere aperto anche questo fronte solidale fondamentale, viste anche le spese ovviamente che ci sono e che si stanno affrontando a livello regionale. Zaia ieri parlava di 100 milioni ormai raggiunti di spesa, ma come sappiamo il fronte della solidarietà è molto vario. L'abbiamo raccontato anche ieri, se ricorderete, ad esempio la raccolta fondi dei cittadini di Gaiarine per comprare una terapia intensiva. Il fronte è quello, l'obiettivo è quello: garantire terapie intensive nel caso in cui le cose dovessero peggiorare. Fortunatamente le cose non stanno peggiorando, però la situazione è sempre in sospeso, in sospensione, chiamiamola così, e che ci sia necessità ormai a livello globale di restrizioni e di rispettare le regole, lo dice anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ormai quasi un mese fa ha dichiarato la pandemia globale. Le parole sono quelle di Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, che
e in questo breve estratto appunto fa riferimento proprio alla necessità delle restrizioni, di seguire le regole per evitare appunto che poi il contagio aumenti. Sentite le sue parole. But ultimately, the best way for countries to end restrictions and ease their economic effects is to attack the virus with the aggressive and comprehensive package of measures that we have spoken about many times before: find, test, isolate, and treat every case and trace every contact. If countries rush to lift restrictions too quickly, the virus could resurge and the economic impact could be even more severe and prolonged. Così allora il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, parole molto chiare che valgono evidentemente per tutti i paesi del mondo, perché ormai tutti i paesi del mondo si sono accorti di cos'è il coronavirus, noi ce ne siamo accorti per primi. Buongiorno ad Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno, buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, è il giorno in cui, diciamo, qui in Veneto, ma poi in molte regioni, perché ieri nelle regioni sostanzialmente scadevano le ordinanze regionali, scattano le restrizioni, un po' che seguono nell'alveo del decreto, del decreto del governo, seguono un po' le indicazioni, poi ognuno fa delle restrizioni particolari un po' autonomamente. Necessarie questa nuova stretta? L'epidemia infettiva non è uguale in tutto il territorio nazionale e anche i territori sono diversi. Gli usi, i costumi, le abitudini sono diverse, quindi hanno senso delle restrizioni particolari che sono in capo ai governatori. Quindi ecco, nonostante ci sia la necessità di mantenere, diciamo, una linea comune, è giusto che poi ci siano varie situazioni in capo alle regioni. L'importante è che non si faccia confusione, cioè la cornice dei divieti è la cornice nazionale e deve restare la cornice nazionale. Nessuna contrapposizione, possono esserci dei divieti particolari che devono essere ben comunicati, devo dire come nel caso Veneto, da parte dei presidenti delle regioni. Senta, lo ha detto anche stamattina il Ministro della Salute Speranza, si sta assistendo un po' in tutta Italia a quasi una sorta di, non diciamo di via libera, ma molti hanno allentato un po' la presa, molti cittadini. Ecco, è fondamentale capire che siamo ancora nell'emergenza, nonostante i dati poi epidemiologici parlino forse di una luce in fondo al tunnel, ma è necessario tenere la guardia alta. Su questo non c'è ombra di dubbio. Penso che tutte le persone responsabili, qualche irresponsabile c'è anche in Veneto, ma le persone responsabili, che sono la stragrande maggioranza, sanno che il sacrificio che stiamo facendo è l'unica arma vera che abbiamo per fermare l'epidemia. Mi consenta però di dire anche un'altra cosa. Questa epidemia infettiva ha dimostrato delle crepe nel sistema sanitario nazionale. Ci sono dei luoghi in cui tutto ha funzionato, altri luoghi in cui non ha funzionato. Sono emersi 20 modelli diversi di sanità che, come sappiamo, sono state delegate alle regioni. E questo non va bene. Quindi occorrerà che a pandemia finita ci sia anche una riflessione, non tanto per tornare indietro sul tema dell'autonomia, così cara soprattutto in Veneto, ma c'è anche la responsabilità che lo Stato deve avere affinché i servizi essenziali ai cittadini siano dati nello stesso modo, con la stessa qualità, almeno quella minima, in tutto il territorio nazionale. Così non è, purtroppo, quindi ora superiamo questa epidemia, dopodiché però bisogna un po' chiarire varie questioni. Ecco, come si può ragionare su questo senza però toccare, diciamo, l'autonomia della regione, in questo senso il Veneto, sul fronte sanitario? A fronte delle risorse che lo Stato dà alle regioni, lo Stato deve pretendere dalle regioni dei livelli essenziali minimi che devono essere garantiti, e chi non è in grado di garantirlo ovviamente non può avere la responsabilità di gestione. Quindi tenga presente che alcune questioni molto gravi, secondo me,
che stanno emergendo in tutto il territorio nazionale e ahimè anche in Veneto riguardano ad esempio la falla sulle case di riposo. Protocolli di accesso alle case di riposo cambiati tardi, dispositivi di sicurezza non presenti all'interno delle case di riposo, che sono i luoghi, diciamo, di maggior rischio, no? Dove ci stanno quelle perle di umanità che sono i nostri nonni, i nostri genitori anziani. Su queste cose occorrerà essere ancora più rigidi, in modo che questa epidemia infettiva ci insegni veramente qualcosa per il nostro futuro. Senta, cosa ci sta insegnando di altro questa epidemia? Perché ci si chiede, ieri ne parlavamo con il sottosegretario Baretta e si parlava della ipotesi, insomma, che è in campo ancora ovviamente lo slittamento delle elezioni che probabilmente saranno in autunno, adesso non c'è ancora una data, eccetera. In quel momento, in autunno, molto probabilmente ci saranno ancora gli strascichi di questa epidemia. Come si potrà gestire comunque delle elezioni? Come la gente vivrà un voto ancora con gli strascichi di questa epidemia? Anche a livello proprio organizzativo. Beh, a livello organizzativo la campagna elettorale che verrà sarà stabilita nei tempi giusti, perché non si dovranno fare errori per assembramenti e altro in tempi ovviamente sbagliati. Cosa insegna questa epidemia? Tante cose. Ci sta riportando anche sul piano personale, no? A riprendere alcuni valori, alcuni feticci che avevamo, e cioè noi siamo forti, invincibili, belli, non abbiamo problemi. Invece è bastata questa epidemia per farci tornare indietro su alcune convinzioni, no? Anche di natura personale, soggettiva. Il mondo che sta diventando piccolissimo. Chi pensava che bastava chiudersi all'interno del nostro comune, del nostro Stato per risolvere tutti i problemi, si è accorto che in realtà una cosa successa a migliaia e migliaia di chilometri da noi poi ci ha invaso. Quindi la politica, la campagna elettorale, la riflessione sulla politica che verrà sarà molto interessante, e i partiti e coloro che si confronteranno dovranno assumere linguaggi, modalità, prospettive molto, molto diverse rispetto al passato. Questa epidemia sta anche insegnando a tanti magari europeisti che l'Europa è meno bella di come se l'aspettavano? Però guardi, io continuo a insistere, senza Europa per l'Italia ci sarebbero anni drammatici, perché noi ora le misure che il governo sta facendo e che ha fatto sono basate sull'aumento del debito. Ora questo non è un'operazione che noi da soli possiamo ripetere all'infinito, con risorse invece assai importanti che dovranno essere messe a fianco dell'economia e a fianco delle famiglie. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, ovviamente un'Europa che da questa vicenda può uscirne bene, prendendo una strada della solidarietà, della rappresentanza vera dei problemi europei, oppure l'Europa, ahimè, uscirà distrutta e allora la prospettiva anche dell'Italia, a mio avviso, sarà molto, molto difficile, se non drammatica, soprattutto con l'ipotesi di una ripresa inflazionistica che noi da anni non vediamo, ed è l'inflazione che ti distrugge i risparmi. Quindi io continuo ad essere ottimista. La settimana prossima sarà una settimana decisiva. Perché dice? Perché potremmo avere, sì, lo stiamo dicendo, insomma, potrebbe esserci forse la svolta dal punto di vista epidemiologico? Deve esserci la svolta, perché vede, il piano Marshall, che è stato più volte evocato, nel dopoguerra entrò in funzione 2 anni dopo la fine della guerra. Non possiamo aspettare con i tempi attuali 2 anni, no? Non possiamo aspettare 6 mesi, non possiamo aspettare nemmeno un mese. Quindi l'Europa deve esserci a fianco con alcuni strumenti, diciamo, di indebitamento europeo che sostengano i paesi maggiormente colpiti.
e di questo ne abbiamo bisogno subito. La settimana prossima ci sarà l'incontro europeo e lì, se non definito al 100%, tutto deve essere delineato. Nel frattempo si aspetta anche, lo diceva sempre Baretta ieri, insomma stiamo lavorando per arrivare entro la settimana di Pasqua al Cura Italia aprile, insomma molto molto atteso. Assolutamente. Una delle priorità sarà il sostegno di liquidità alle imprese. Dovrà essere una manovra che induce una capacità di credito delle imprese italiane non inferiore a 500 miliardi. E poi abbiamo il sostegno alle famiglie, in particolare a tutte quelle partite IVA, lavoratori autonomi che non hanno i cosiddetti ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga e che hanno visto praticamente azzerato in queste settimane il loro reddito. E quindi dovremmo andare verso un intelligente, guardi bene questa parola, un intelligente reddito di emergenza da assicurare a questi lavoratori fin tanto che non potranno riprendere le loro attività. Non assistenzialismo, ma un aiuto per riprendere. Questa è la tesi sono le tesi su cui sta lavorando il governo centrale. Tra le priorità ovviamente il turismo da aiutare, perché è ovviamente l'elemento, almeno in Veneto, il settore più devastato. Guardi, i settori da tenere d'occhio sono molti. Ad esempio sulle imprese che producono sostanzialmente export, queste imprese devono essere anche riattivate nei tempi giusti perché non perdano i loro mercati a livello internazionale, perché alcuni competitors le possono cacciare fuori, diciamo, rapidamente dalla loro capacità di vendita, per farle un esempio. E poi c'è tutto il settore del turismo che rischia concretamente di perdere una stagione, con tutte le conseguenze anche nella filiera indotta grandissima nel Veneto. Quindi sono settori che soffrono e che soffriranno. Ecco perché quei finanziamenti dall'Europa e interni dovranno essere cospicui. Ed è tempo di unità questo, non è tempo di polemiche becere che sento che qualcuno va a fare scaricando la colpa sugli altri. Qui non c'è nessuno, né a livello locale, né a livello regionale e neanche a livello nazionale, che può chiamarsi fuori. Mi consenta l'ultima domanda più, diciamo, concreta, più terra-terra, diciamo così, visto che lei è il sottosegretario al Ministero dell'Interno, insomma il Viminale in questi giorni, no, è il fautore delle cosiddette autocertificazioni, che hanno creato un po' di polemiche, di caos, Massi. Quanto è stato difficile normare dei comportamenti? Perché non ci si mette spesso nei panni di chi deve normare dei comportamenti. Allora, è proprio così. Ha ragione, mi piace molto questa domanda, perché c'è gente che ha fatto anche un po' ironia sui vari moduli che sono stati emessi, ma veda, nel Veneto, così come nell'Italia, per fortuna con numeri minori, sono state trovate fuori alcune persone che avrebbero invece avuto il dovere di stare in quarantena e lo sapevano che dovevano stare in quarantena. Perché? Perché veicoli di infezione possibile verso gli altri. Ebbene, il modulo è stato anche cambiato, ad esempio, per dichiarare, una persona che è fuori, dichiara che sa che non ha avuto un'informazione di positività, non è stata sottoposta a un tampone, non è stata sottoposta a un obbligo di quarantena, lo dichiara. Se quel modulo non l'avesse dichiarato, anche la responsabilità penale per una dichiarazione mendace non ci sarebbe stata. Quindi il modulo si è un po' cambiato per, come dire, allinearlo via via alle diverse disposizioni. Però, insomma, non è una grande complicazione il modulo, perché se uno non ce l'ha, c'è l'agente di polizia che ce l'ha e lo si riempie al momento. L'importante è quel senso di responsabilità, ecco, che ciascun cittadino deve avere. E devo dire che la comunità nazionale, e se mi consente, la nostra comunità veneta, ha reagito con grande senso di responsabilità. Bisogna dirlo e sono convinto che lo farà anche nel Ponte Pasquale perché siamo gente per bene e sappiamo che questo è un momento difficile,
e sono in pericolo i nostri figli, sono in pericolo i nostri nonni, siamo in pericolo noi, è in pericolo il nostro sistema produttivo, quindi via. Non mancheremo di dare il nostro apporto personale. Benissimo, grazie allora, buon lavoro al sottosegretario del Ministero dell'Interno, Achille Variati, buon lavoro davvero, grazie. Grazie. Grazie della sua disponibilità. Allora, io ho visto in collegamento il nostro Filippo Fois, eccolo lì. Filippo. Eccomi. Eccoti, sei Dunque, dalle sì, parti... la linea dalla sede... Sì. Sì, siamo a Marghera di fronte all'ingresso della sede regionale della Protezione Civile del Veneto, dove tra poco si terrà il consueto punto stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, un punto stampa che viene seguito con crescente interesse anche e soprattutto per quello che riguarda i dati che vengono resi noti quotidianamente, per quello che riguarda i contagi, perché effettivamente c'è un cauto ottimismo sul fatto che siamo veramente molto vicini al picco, al cosiddetto plateau, e che quindi la curva discendente del coronavirus possa essere molto vicina. Questo naturalmente non deve indurre ad abbassare la guardia a nessuno, dalle istituzioni ai cittadini, tant'è vero che ieri, come vi abbiamo raccontato, è entrata in vigore una nuova ordinanza della Regione Veneto che fissa dei criteri ulteriormente restrittivi per quello che riguarda i mercati all'aperto e ha anche delle prescrizioni particolari per chi si reca a fare la spesa nei supermercati, dove hanno fatto il loro ingresso ufficiale i guanti protettivi. Proprio da questo punto di vista qui in Comune di Venezia si è immediatamente data applicazione a quelle che sono le nuove disposizioni, per cui sia nel mercato storico di Rialto che in quello di Mestre sono apparsi dei nastri allora, che li Filippo, isolavano in maniera che gli regia... ingressi possano essere... Chiedo alla regia se possiamo vedere le immagini del mercato di Rialto transennato mentre parla Filippo, perché così ci rendiamo conto, insomma, della... eccolo qui, vai pure Filippo. Ecco, sì, sono proprio immagini che sono state scattate questa mattina sia a Venezia che a Mestre, quindi a Rialto per quello che riguarda Venezia che Piazza Barche per quello che riguarda Mestre. Come vedete le bancarelle sono state, per così dire, transennate in maniera da poter contingentare, come si usa dire, gli ingressi, così come avviene nei supermercati. Ci sono poi dei banchetti, probabilmente li vedete in questo momento nelle immagini, in cui si trovano sia i guanti che le mascherine che anche dei prodotti per sanificare, per pulirsi le mani, insomma, oltre naturalmente a tutte le informazioni che vengono fornite dalla Polizia Locale di Venezia sulle nuove modalità con cui bisogna fare la spesa nei mercati. D'altro canto, proprio un attimo prima che arrivasse questa nuova disposizione da parte della Regione Veneto, avevano fatto molto discutere qui a Venezia le immagini del mercato al Lido di Venezia, un mercato particolarmente affollato, quasi sembrava di assistere a una giornata normale pre-allarme coronavirus. Bene, da ora in poi queste scene non le vedremo più, perché con le nuove prescrizioni che sono entrate ora in vigore, ecco, gli ingressi saranno contingentati e bisognerà indossare la maschera, tenere la distanza. Su questo vigilano il corpo della Polizia Locale per quello che riguarda Venezia, oppure possono essere assoldati un servizio di guardiania privata da parte di chi lavora nei mercati. Poi nel veneziano, ecco, nelle ultime ore c'è un po' di apprensione anche per il sindaco di Sandola di Piave, Andrea Cereser, che è stato ricoverato, l'ha annunciato lui stesso su Facebook. C'è anche un post che possiamo vedere del sindaco Cereser, che ha scritto ieri, nel quale dice: ho un'infezione, eccolo qua, un'infezione polmonare, sì, e sarò ricoverato, da quando sono nato, scrive, ho avuto la fortuna di non essere mai stato ricoverato in ospedale. Sino ad oggi mi è stata diagnosticata un'infezione polmonare, staremo a vedere di cosa si tratta, vi terrò aggiornati, un caro saluto. Era un post delle 19 qualcosa circa di ieri sera, subito c'è stata una valanga, insomma, di solidarietà da parte di tante persone, anche dei colleghi sindaci. Ci dicono, mi pare di capire dal comune, che si tratta di capire adesso l'esito del tampone per capire se si tratta appunto di una normale polmonite oppure di qualcos'altro, insomma.
Esatto, siccome dicevi è stata ripresa un po' ed è stata espressa solidarietà da tutti i sindaci, a partire dal sindaco di Treviso Conte, che come sapete è il presidente regionale dell'ANCI, l'associazione dei comuni. Ceresera ha accusato questi sintomi al momento, in effetti non si può ancora dire se si tratti di Covid-19, siamo in attesa dell'esito del tampone, però precauzionalmente il sindaco di San Donà di Piave, che lo ricordiamo è uno dei centri principali più popolosi della città metropolitana di Venezia, è stato ricoverato a Jesolo in una struttura che in queste settimane è proprio deputata al ricovero di persone affette dal Covid-19, e per quello che riguarda poi la moglie e la figlia del sindaco sono state in questo momento sono sotto osservazione, così come avviene per le persone che sono state a stretto contatto con qualcuno che si pensi possa essere positivo. Benissimo, allora grazie a Filippo Fois, grazie per il collegamento. Allora ci ricollegheremo fra mezz'ora circa per sapere tutte le novità dalla regione con il governatore Zaia. Allora, a proposito del governatore Zaia, allora rivediamo il momento in cui ieri ha annunciato, non solo, ma ha annunciato la cosiddetta nuova ordinanza regionale con tutte le restrizioni. Allora rivediamo. Chiedo ancora sacrificio ai veneti, sacrificio che secondo me diventa un grande investimento. E le terapie intensive sono il grande pericolo, dobbiamo mettere in sicurezza soprattutto le persone fragili e deboli, ovvero i candidati ideali di questo virus. Chiede ancora un sacrificio ai veneti Luca Zaia nel rinnovare e potenziare l'ordinanza delle restrizioni. Dalla mezzanotte al 13 aprile, ecco quindi le nuove misure che vanno a integrare quelle nazionali. Il provvedimento arriva nelle ore in cui si comincia a intravedere un'inversione di tendenza. È il primo giorno che i dimessi superano i ricoverati, siamo 1031 dimessi. Trend che dà speranza ma che non autorizza a mollare la presa, anzi resta per questo la chiusura dei market la domenica, mentre c'è un chiarimento sui mercati alimentari all'aperto che possono tenersi solo con l'adozione di un apposito piano da parte del sindaco. Nel caso di mercati all'aperto devono essere perimetrati, quindi o transennati o il nastro in maniera tale che ci sia la presenza di un unico varco di accesso e uno di uscita. Quindi se sono su una piazza, noi abbiamo anche valutato l'idea di chiuderli, però ci sembrava un brutto segnale e un disservizio ai cittadini, soprattutto pensiamo ai pensionati o quant'altri, che magari anche nei paesetti, potrei anche citare un esempio, hanno solo quello per rifornirsi dell'alimentare. Per cui diciamo aperti, perimetrati. Non solo, venditori e compratori dovranno avere guanti e mascherine, questo varrà anche per i negozi al chiuso. Obbligo per tutti gli esercizi commerciali anche all'aperto, lo abbiamo detto prima, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti. Al supermercato si va con mascherina e guanti o comunque verificando la copertura di naso e della bocca. Quanto alle mani, l'auspicio di Zaia è che gli stessi venditori mettano a disposizione guanti usa e getta. Perché i guanti? Perché non stiamo parlando di alimentari, in generale il toccare il pacchetto di pasta e poi riporlo perché hai deciso di non comprarlo, il toccare un'altra confezione o quant'altro può veicolare il virus. Una specifica riguarda gli articoli di cartoleria all'interno dei supermarket che alcune catene finora non hanno venduto. Abbiamo i ragazzi che hanno bisogno di materiale di cancelleria per la scuola, vai al supermercato, è capitato anche a me 2 giorni fa, e trovi la parte di cancelleria con tutta la roba con i nastri con scritto questa merce non si vende, questa merce si deve vendere. Restano chiusi i garden ai quali è permesso effettuare consegne a domicilio. Le orticole devono essere consegnate per il semplice motivo che il cittadino rischia la multa andare a comprarsele, perché non è un motivo indifferibile. Guardate, abbiamo fatto una verifica giuridica, infatti forse è l'unica vera grande incoerenza è quella del garden aperto e del fatto che tu non puoi andare a fare l'acquisto perché comunque non è motivo indifferibile. La manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private, è consentita per gli interventi più urgenti quando in ballo c'è l'incolumità personale e del patrimonio arboreo, anche delle aree turistiche. È il caso dei camping, che si preparano per quello che resterà della stagione turistica. Un chiarimento atteso riguarda i famigerati 200 metri che dovranno essere calcolati in linea d'aria. Abbiamo specificato anche un aspetto che è il raggio 200 metri, perché ho visto dei verbali che dicono sì,
È vero che era a 200 metri di casa, però doveva fare 400 metri di stradina per arrivare a casa. Cioè, capivo, se uno calcola che se uno deve saltare i fossi non finimo più. L'ordinanza è stata trasmessa a tutte le prefetture, mentre i proventi delle sanzioni confluiranno sull'IBAN della Regione per l'emergenza Covid-19. Poi, come sapete, come era già stato detto per la precedente ordinanza, nell'alveo dell'ordinanza regionale i sindaci possono muoversi autonomamente se solo con misure più restrittive ancora. Lo ha per esempio fatto, lo ha deciso il sindaco di Treviso, Mario Conte, che ieri sera nel nostro telegiornale in diretta ha annunciato una misura ancora più restrittiva rispetto a questa del governatore, e cioè chiunque diciamo passeggi per Treviso, quindi non solo per andare a fare la spesa, deve avere una mascherina o una protezione in volto. Allora sentite quando l'ha annunciato ieri sera nel nostro telegiornale di Treviso. In questi giorni che ho girato personalmente con la polizia locale e con la protezione civile, che ringrazio, protezione civile di volontari e polizia locale che sta facendo un lavoro straordinario con 5 pattuglie al giorno per controllare le persone, abbiamo trovato troppe persone in giro senza dei motivi validi per essere in giro. L'autodichiarazione non è una giustificazione ad uscire, cioè bisogna stare a casa e uscire solo per motivi di esigenze primarie. E invece la gente sta un po' abbassando la guardia, e quindi a partire da lunedì renderemo anche obbligatorio l'utilizzo delle mascherine piuttosto che di altri oggetti atti a mascherare soprattutto la bocca, quindi foulard, sciarpe, qualsiasi cosa sia necessaria per evitare il contagio. Sindaco, lei sta dicendo una cosa nuova, mi pare di aver capito, quindi c'è l'obbligatorietà di indossare delle coperture, mascherine, foulard per chi va in giro per Treviso sostanzialmente? Assolutamente sì, sono appena rientrato con una pattuglia della polizia locale. Troppe persone erano in giro senza addirittura la mascherina, al di là delle motivazioni e delle giustificazioni. Quindi a partire da lunedì renderò obbligatorio l'uso o delle mascherine o di qualsiasi altro oggetto atto a limitare il contagio attraverso la saliva o le particelle che possono fuoriuscire dalla bocca. Quindi in tutti i luoghi pubblici per chi passeggia almeno un foulard davanti, diciamolo fin da ora, quindi... Assolutamente, non sono restrizioni che noi ci inventiamo per rovinare la vita ai nostri cittadini, sono prescrizioni che noi consigliamo e invitiamo i nostri cittadini per uscire prima da questo inferno, da questo incubo, da questo tunnel. Noi non ne possiamo più, vogliamo uscire, siamo noi stessi che capiamo le esigenze dei cittadini, quelli più bravi, che sono rigorosi, che stanno chiusi in casa e che ci chiedono di capire quando finirà questo incubo. L'incubo finirà quando tutti si comporteranno bene. Così il sindaco di Treviso ieri sera nel corso del telegiornale di Treviso. Adesso pochi istanti di pubblicità. Di nuovo in diretta con l'edizione straordinaria, manca poco meno di mezz'ora alla conferenza stampa del governatore Zaia. Peraltro vi ricordo che dopo la conferenza stampa del governatore Zaia, così come mercoledì scorso, ci collegheremo nuovamente con la CGIL, con Paolino Brabieno, Rossana Careddu, quindi SPI-CGIL e NIDIL CGIL, e parleremo appunto di tutte le problematiche legate al lavoro riguardo al coronavirus, con la possibilità, come mercoledì scorso, di avere le vostre domande in diretta, quindi poi vi mostreremo anche il numero per intervenire in diretta e quindi chiarire tutti i vostri dubbi. Ricordate quindi dopo la conferenza stampa del governatore Zaia l'appuntamento con la CGIL. Appuntamento invece al telefono in questo momento con Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Tu ieri ci avevi mostrato, insomma, ci avevi fatto il punto della situazione preannunciandoci, insomma, in qualche modo anticipando poi quello che ha fatto Zaia, nel senso che la stretta sui mercati, soprattutto dopo che ci avevi parlato di una situazione grave con tante persone in giro. Com'è la situazione oggi, 24 ore dopo? La situazione oggi, buongiorno. Sembra una situazione comunque migliore, nel senso che il traffico è, almeno in questo momento in cui vi stiamo parlando,
è inferiore rispetto a ieri, e quindi questo fa ben sperare che magari quella di ieri possa essere stata uno scivolone veloce da cui riprendersi. C'è comunque molta gente in giro, e oggi possiamo dirvi anche che è il primo giorno in cui è fatto obbligo di adoperare la mascherina obbligatoriamente quando si entra nei negozi. Moltissima gente ha la mascherina, ma anche tante persone non ce l'hanno, e quindi 4 persone sono state fermate, gli è stato fatto espresso divieto di entrare nel negozio perché non avevano le protezioni. Per quanto riguarda il mercatino, appunto, di cui parlavamo ieri, un po' di questa deregulation che si era vista e documentata da delle foto, delle immagini, questa mattina subito c'è stato un sopralluogo da parte dei vigili urbani per verificare se, per quanto riguarda il mercatino del Lido di Venezia, ci possono essere i requisiti richiesti, per esempio per razionalizzare, contingentare gli ingressi, delimitare e separare l'entrata dall'uscita, e sarà una situazione, ve lo diciamo subito, molto complicata. Ecco, ti interrompo un attimo che indico la regia. Ecco, questa era la foto che ci avevi mandato ieri della situazione del mercatino, eccola qua. Sì, vai pure. Sì, sarà molto complicata da attuare, per cui se non ci sarà una svolta, è probabile che il mercatino del martedì ad oggi lo diamo in forte dubbio, ed anche quello del venerdì, perché nel lungo laguna, per quanto riguarda la conformazione appunto del Lido, non è così semplice transennare, delimitare la zona. Ci stanno provando, stanno verificando anche con gli stessi venditori ambulanti di Confesercenti se ci sono i requisiti, ma al momento ovviamente, come è stato detto ieri dal governatore, se non si è in grado di ottemperare a queste misure minime il mercatino salterà, e per cui non sarà semplice, insomma, porre rimedio. Certo, e peraltro ecco, molti sindaci hanno deciso di mantenere, avevano già deciso di chiudere i mercati, e alcuni mantengono la chiusura, altri si sono resi conto che non era fattibile. Avevamo per esempio ieri il sindaco di Cadone, che è in collegamento Skype, che diceva, Schesaro, diceva: non ho la forza, diciamo, per poter strutturare il mercato così come giustamente vuole la regione, quindi preferisco chiuderlo. Quindi ci sono diverse soluzioni. C'è chi lo mantiene chiuso perché lo aveva già tenuto chiuso, ad esempio Treviso. C'è chi invece dopo l'ordinanza lo chiuderà, c'è chi invece cerca, come ad esempio a Venezia, di adottare queste misure. Abbiamo visto poco fa le immagini del mercato a Rialto, insomma, o anche a Mestre. Vedremo appunto se al Lido la soluzione sarà quella di chiudere, perché mi pare di capire che non c'è la possibilità anche per la conformazione, diciamo, del territoriale, così? Sì, sarà molto complicato predisporre entrate e uscite separate, anche perché va ricordato che comunque a questo mercatino attualmente aderisce un numero inferiore rispetto agli esercenti ambulanti che ci sono normalmente prima dei periodi di crisi, perché il mercatino è legato a alcuni generi alimentari per approvvigionarsi, quindi molti venditori hanno anche vista la situazione, hanno anche pensato di non esserci, ecco, di non confermare la loro presenza. Poi c'è anche una buona dose d'allarme, perché i venditori vengono da varie parti del Veneto e quindi circolano, quindi la gente teme anche che il virus possa circolare in maniera più facile, in maniera più veloce, essendo che comunque i venditori ambulanti per il loro mestiere fanno varie tappe durante la settimana in varie località, e quindi anche questa è una situazione che in qualche maniera preoccupa la clientela. Poi c'è da registrare anche la posizione dei piccoli negozianti, delle piccole attività a conduzione familiare, che già da qualche settimana, dalle prime settimane in cui si era visto che il mercatino faticava a mantenere le disposizioni previste, la distanza di sicurezza eccetera, in molti hanno protestato dicendo: noi dobbiamo per forza mantenere giustamente un certo livello anche di sicurezza, mentre ad altri, a pochi metri di distanza, viene concesso
un po' di fare un po' quello che vogliono, certo. Comunque i controlli sono più all'acqua di rose, per cui anche questa è una cosa da registrare, che anche qui gli operatori economici locali non erano del tutto convinti e contenti che ci fosse questa presenza. Il tempo stringe, perché domani è domenica e il primo appuntamento con il mercatino appunto dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni dovrebbe essere martedì, quindi non ci sarà molto tempo per adeguarsi per regolamentarsi per questa settimana. Certo. Credo che poi il sindaco Brugnaro nel punto stampa che farà o oggi o comunque nei prossimi giorni darà indicazioni al riguardo su quello che intende fare, perché è lui che dovrà poi decidere con un'ordinanza come applicare le disposizioni delle linee guida della regione, per certo. cui sarà il sindaco poi a dover esprimersi e decidere un po' cosa fare. E vedremo. Comunque appunto tranquillizziamo che tutti quanti, anche quando non ci fosse il mercatino, le attività di igiene alimentari ci sono, per cui non c'è nessun rischio di trovarsi senza generi di prima necessità. Assolutamente. Ecco. L'altra cosa che volevo così segnalarvi invece riguarda la realtà produttiva di Murano. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ci sono circa 200 aziende del vetro in cassa integrazione, più o meno anche 3-4 mila addetti in cassa integrazione. Ieri c'è stata una prima riunione e il fronte non è compatto, ci sarà chi cercherà, se le norme lo permetteranno, se l'allarme contagio cesserà o comunque cercherà di aprire, o almeno spera di aprire entro la prima decade di maggio, ma anche su questo sarà una corsa contro il tempo, ecco, per cui si teme che anche per quanto riguarda la stagione del vetro, che diciamo da giugno a settembre vive un po' il suo momento clou anche per i grandi eventi che ci sono a Venezia, si teme che possa saltare. Ecco, un messaggio incoraggiante viene in tal senso dalla scuola del vetro Abate Zanetti, che come sappiamo forma i maestri vetrai del futuro, e questa scuola, pur in modalità online, guidata da Martina Semenzato e dai suoi collaboratori, sta comunque procedendo per cercare di dare uno sbocco occupazionale anche in un momento difficile a questi ragazzi, ecco. Per cui anche sul fronte del vetro sarà una situazione un po' da monitorare nei prossimi giorni, perché sono le giornate, le settimane decisive in cui si prenderanno delle decisioni anche per quanto riguarda i prossimi mesi, per cui se si riuscirà in qualche maniera a salvare una stagione turistica e ricettiva che ad oggi sembra pesantemente compromessa. Benissimo, grazie. È stato poi fatto giustamente un appello e qui riporto un po' la domanda che alcuni albergatori giustamente hanno fatto, si stanno facendo. È stato fatto un appello importante, che è quello di trascorrere le ferie, se ci saranno le ferie da parte delle famiglie, comunque in Veneto e in Italia, e quindi per anche un po' risollevare quella che è la nostra economia. Giustamente ci è stato fatto notare, chiaramente questa speranza, questo auspicio è inversamente proporzionale anche ai tempi della cassa integrazione, perché più i tempi della cassa integrazione si allungheranno, meno risparmi le famiglie avranno da parte per potersi concedere un periodo di vacanza, per cui anche questo è un aspetto da tenere ben da osservare, presente. certo. Grazie allora, grazie Lorenzo Maier, grazie davvero che hai fatto questa panoramica su più fronti, grazie Lorenzo Maier. Peraltro sul turismo c'è da rilevare questa nota del parlamentare di Forza Italia Raffaele Baratto, che è anche membro della Commissione Finanze di Forza Italia, che parla appunto del DL Cura Italia, nel quale dovrebbero essere contenute molte delle misure di prima applicazione per settori economici in difficoltà e soprattutto anche per il turismo. Mi auguro si faccia presto, dice Baratto, quello turistico è un settore in ginocchio in Veneto come in altre parti d'Italia. Le cancellazioni sono arrivate a pioggia, in assenza di certezze sul futuro i turisti non prenotano, si rischia un'ecatombe tra B&B, albergatori e filiera. E
In queste ore, dice Baratto, si sono fatte diverse proposte, tra cui quella dei buoni vacanze per il turismo nazionale. Baratto non è d'accordo, dice chi pensa di risolvere il problema con un buono da 500 euro non ha evidentemente alcuna idea di cosa significhi oggi portare una famiglia in vacanza. Si tratterebbe soltanto dell'ennesimo spot elettorale, taglia corto Baratto, non aiuterebbe le imprese davvero e sarebbe un enorme spreco di risorse, l'ennesimo sulla scia del reddito di cittadinanza. Ciò che serve, dice Baratto, è essere pronti quando le condizioni permetteranno di ripartire. È necessario sviluppare immediatamente un piano di rilancio e quello che Baratto propone è un piano da 1 miliardo di euro che dovrà gestire Enit, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, coordinandosi con le regioni. Questo è il progetto, la proposta di Baratto, parlamentare di Forza Italia Trevigiano. Quindi no al buono vacanza, ma un piano vero e proprio da 1 miliardo per il rilancio del turismo. Alle mie spalle vedo che si sta predisponendo tecnicamente la sala stampa dell'unità di crisi di Marghera. Fra 10 minuti circa ci sarà il governatore come sempre. Allora torniamo a parlare però della lotta al contagio e della lotta al virus nel territorio. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ieri ha annunciato che per i casi di Covid positivi ha deciso di elevare la quarantena da 14 a 21 giorni, questo fino a quando non verranno riaperte le attività produttive. Quarantena elevata da 14 a 21 giorni in caso di positività al Covid-19. Questa è la decisione dell'ULSS 2 di fronte ai dati in mano degli epidemiologi, che evidenzia come il virus a volte può resistere nell'organismo prima che si creino gli anticorpi, anche per una durata maggiore alle 2 settimane previste da quarantena. Per il resto, chiamiamolo così, delle persone, finché ovviamente non cambieranno le ordinanze, abbiamo spostato a 21 giorni. Perché? Perché abbiamo visto che la media, facendo il tampone a 14 dei soggetti, la media di questi risultavano spesso e volentieri ancora positivi. Questo fino a quando le attività produttive rimarranno chiuse. Quando poi ci sarà un nuovo decreto che disporrà la riapertura delle fabbriche, in quel caso si provvederà entro i 14 giorni a sottoporre i positivi ad un secondo tampone che ne attesti la negatività. Discorso diverso invece per gli operatori sanitari, per i quali la quarantena rimane di 2 settimane. Tentare di fare i 2 tamponi per farli rientrare in servizio nel giro delle 48 ore, 24 ore, in modo tale che questi possano, se sono negativi, tornare a lavorare. Intanto continua l'operazione tamponi con gli esiti ad oggi di quelli effettuati dal personale dell'ULSS 2. I positivi sono all'oggi 161, sono rientrati in servizio 56, ancora in quarantena sono 105. Dei 161 positivi, 28 sono medici, 68 infermieri, 45 OS, 7 studenti delle professioni sanitarie, 4 ostetriche e ancora 3 specializzandi, 2 fisioterapisti e un amministrativo. Ai tamponi si affiancano ora anche i test rapidi, per i quali il direttore generale Benazzi ha voluto fare subito una precisazione. Sul mercato ne esistono di vari tipi, più o meno affidabili, ha sottolineato. Quindi il dottor Rigoli ha testato 3-4 tipologie di queste, noi abbiamo comprato, la Regione Veneto ha comprato i test affidabili. Poi, in base alla risposta anticorpale, si saprà come agire. Intanto Protezione Civile e Alpini in tempi record hanno allestito accanto al reparto di malattie infettive del Cafoncello un grande tendone, un punto medico di primo soccorso. Abbiamo deciso di convogliare tramite il 118 tutte le persone che hanno i sintomi sostanzialmente del contagio del coronavirus, di convogliarli in questa tenda dove verranno ovviamente fatti una serie di esami, verrà fatto l'RX del torace e quindi fatto il tampone veloce. Padova intanto il plasma dei pazienti guariti di Covid-19 ai malati in condizioni più preoccupanti. Meno accessi in pronto soccorso, diminuzione dei posti occupati nelle terapie intensive, ma non si abbassa la guardia. Continua l'impegno degli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera di Padova, dove si sta lavorando per usare il plasma di pazienti guariti dal Covid-19, che ha un'elevata quantità di anticorpi per combattere il virus sui malati in forma più severa. L'efficacia di questo plasma è stata confermata anche recentemente da un confronto che abbiamo avuto con i colleghi di Wuhan quando sono stati ospiti da noi
e anche loro hanno già avuto questa esperienza positiva sul piccolo cambiamento di pazienti che è già stato pubblicato e proprio in base a questo vanno esteso a oltre 300 pazienti i cui dati saranno disponibili per tutto il mondo a tempi molto brevi. Già al lavoro per le donazioni, con una punta di fierezza per l'azienda ospedaliera. I primi a presentarsi sono stati i giovani medici specializzandi, prima positivi e adesso guariti dalla malattia. Una settimana ancora di raccolta del plasma, la prossima poi si dovrebbe partire. Operativo a pieno regime anche lo IOV, dove non si fermano visite, servizi di radioterapia, chemioterapia e medicina nucleare nelle sedi di Padova e Castelfranco Veneto. Posticipate alcune attività differibili di follow-up a distanza e mappature dei NEI, fermata l'attività degli ambulatori di libera professione. Sul sito dell'Istituto Oncologico è possibile identificare la mail con cui accedere per inoltrare anche esami e chiedere consulenze al proprio oncologo di riferimento. Sono state adottate limitazioni negli accessi per la tutela di tutti, attivata la consegna a distanza di farmaci in tutta Italia, la prima a una paziente dello IOV in Calabria. In queste ore, anche in questi momenti, le parole del commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, che dice: la nostra battaglia contro il coronavirus prosegue senza sosta. Dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto avversari in un angolo e stiamo per avere il sopravvento. Gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata, ma la sua dimensione, seppur non uniforme, è ancora rilevante. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare i comportamenti. Questo è il monito del commissario per l'emergenza coronavirus Arcuri, ed è fondamentale proprio in queste ore. Torneremo fra poco a parlare di emergenza e di tracollo, diciamo, finanziario, tutta la pagina della crisi economica, ma c'è un'altra faccia importante, un altro risvolto importante della emergenza coronavirus, che riguarda, l'avete visto e sentito, insomma letto anche in queste settimane, gli animali che in qualche modo, con l'assenza delle auto in strada, con la diminuzione, non è ancora pronto, parlerò, allora fra poco vedremo quel servizio sulla emergenza dei cinghiali in strada, perché poi è appunto un altro allarme. Abbiamo visto tante immagini di anatre, oche, uccelli in strada in questi giorni. È chiaro che nei colli padovani quella che era una pericolosa presenza di cinghiali sta aumentando anche sulla strada, e questo sicuramente può diventare pericoloso per chi si muove. Allora, torniamo allora a parlare della questione economica, e torniamo nella Marca, sempre in attesa di collegarci con Marghera, dove a momenti arriverà il governatore Zaia, e chiaramente pronti a andare in diretta nel momento in cui lo vediamo arrivare. La Marca trevigiana, come tutte le province, sta soffrendo, in particolar modo anche nella zona del Monte Bellunese. Abbiamo interpellato un consulente aziendale a cui molti si stanno indirizzando per capire cosa fare in questo momento di caos, anche con le misure che vengono adottate. Sentite cosa ci ha detto. Non si vede l'ora di tornare nelle proprie aziende, nelle proprie attività, e di cercare di tirarsi sulle maniche come tipicamente fanno gli imprenditori veneti. È la forza della disperazione che sta caricando giorno per giorno gli imprenditori trevigiani. A testarla quotidianamente questo giovane consulente, ma di grande esperienza anche internazionale, costantemente contattato per consigli su come uscirne. Lei segue aziende piccole e grandi qui del Monte Bellunese, che è un po' il cuore produttivo della Marca trevigiana e del Veneto. Soffrono di più le grandi aziende o le piccole imprese? Ma io farei una valutazione non tanto per dimensione, ma per filiera e per settore. Ci sono settori, filiere totalmente fermi, che non hanno sbocchi commerciali, e si va dalla piccola bottega, che purtroppo è chiusa, all'attività produttiva altrettanto chiusa. Queste sicuramente stanno soffrendo molto da un punto di vista finanziario, e sono quelle che secondo noi dovrebbero avere il maggior focus da parte delle istituzioni. In questi capannoni i magazzini sono pieni di scarpe nuove, ma già vecchie,
anche per la stagione. Non sappiamo i tempi di questa serrata e questo sarà determinante per sapere quanta giacenza avremo a fine anno. Questo andrà ad incidere moltissimo sul 2021. Noi pensiamo all'imminenza, alle aperture tra un mese, tra 2, tra 3, ma non è solo questo il punto. Noi avremo probabilmente a fine anno magazzini colmi di materia prima, di merce, di prodotto finito che non saremo stati capaci di vendere quest'anno con l'incombenza delle collezioni nuove. Prodotto che non avrà generato denaro per acquistare materia prima. Ecco perché c'è bisogno di liquidità dallo Stato, ma anche di estremo risparmio in questo tempo di fermo totale. Gli interventi sono soprattutto di natura finanziaria, quindi dobbiamo andare a lavorare sugli impegni, ridurre i giri del motore delle aziende e andare a rinegoziare gli impegni, i contratti in essere, sia con eventuali fornitori, sia con proprietari di immobili, sia con tutte quelle situazioni che possono creare debito. È un tempo in cui dobbiamo tutti aiutarci, questo territorio che ha saputo negli anni essere estremamente collaborativo e solidale, in attesa di quei provvedimenti pubblici che vadano proprio ad iniettare finanza, liquidità nelle nostre casse, perché quello sarà forse l'unico strumento vero per superare questa fase di transizione estremamente complessa. E poi ci sono le aziende che non sono poche in questo periodo, stanno riconvertendo per produrre mascherine, ad esempio a Bolzano Vicentino. Non sono mascherine usa e getta, sono nate da una serie di prove che hanno portato poi alle versioni finali e che inizialmente sono state testate, ogni materiale con i pochi strumenti a disposizione comunque che testano traspirabilità. Dagli indumenti per la vela, alle coperture per le ruote della moto, alle mascherine. È un'altra storia, quella della Marco Polo di Bolzano Vicentino, leader internazionale del settore moto, di aziende del laborioso Veneto che in questo momento di emergenza hanno scelto di riconvertirsi. Sono partiti subito ancora a febbraio e di test ne hanno fatti tanti, fino ad arrivare a 3 modelli, a seconda dell'uso e soprattutto non usa e getta, anche per una forma di rispetto dell'ambiente. Tutte le nostre mascherine, indipendentemente, tutte, prima di essere imbustate, sono sanificate, lavate e tutti questi materiali che noi abbiamo testato sopportano un minimo di 9 lavaggi. 2000 le mascherine prodotte al giorno nel laboratorio dove i dipendenti e titolari lavorano H24, dove tutto è made in Veneto e chilometro zero. L'elastico a 8 km, la fettuccia a 12, il tessuto arriva da mezz'ora di strada, quindi è tutto prodotto in loco. Mascherine che vengono vendute sul territorio ma che oggi si scontrano con un ultimo passaggio burocratico, quello della certificazione da parte del Ministero. Noi siamo a posto con la coscienza perché abbiamo tutte le prove certificate, però è impossibile ottenere risposta. Loro intanto continuano a produrre forte di una storia, oggi solo la 4ª generazione di 30 anni di lavoro, partita dal padre con una vecchia Singer per arrivare alle mascherine. Allora, siamo davvero a ridosso della conferenza stampa, dovremmo esserci fra qualche minuto. Vi leggo un'altra frase del commissario per l'emergenza Arcuri. Le regioni verificano il materiale che viene loro consegnato. Questo un po' riguarda anche la polemica di questi giorni con i dispositivi, le mascherine in arrivo. Le regioni verificano il materiale che viene loro consegnato, dice Arcuri, questo offre a noi un'altra opportunità, ci permette di impiegare il nostro tempo per rispondere a chi frequentemente continua a puntualizzare. È tutto trasparente, dice Arcuri, e tracciato. Come sapete in questi giorni c'è stato ovviamente anche la polemica sul... Buongiorno a tutti. Eccolo qua, c'è il governatore. Salutiamo la Chiara. Vedo che tenete botta anche di sabato, complimenti. Noi siamo qua anche a Pasqua comunque. E Pasquetta. Vabbè, ma porterò la colomba, tranquilli. Sì, buongiorno a tutti, grazie per essere qui, un saluto a tutti quelli che sono collegati e ci vedono in diretta. Sono qui con l'assessore Lazzarini, l'assessore Bottacin è su, che mi sostituisce temporaneamente nella videoconferenza che abbiamo in corso con il ministro Boccia. Siamo ancora alle fasi preliminari, quindi poi vado su perché dovrò anche intervenire su questo. Abbiamo 20.058 persone in isolamento.
11.824, sono un centinaio più di ieri. Dopo vediamo il bollettino ovviamente. Usiamo questi cartelli anche perché vengano memorizzati da chi ci sta ascoltando. I ricoverati sono 1918, come vedete stanno calando, dei quali 324 in terapia intensiva. Abbiamo avuto un calo di 11 posti ieri e questa mattina 3 posti, insomma terapia intensiva ci sta dando belle soddisfazioni, nel senso positivo del termine. In questo momento abbiamo già circa 133.000 tamponi. Vi ricordo questo dato è già vecchio perché è il dato di un'ora fa e si stanno processando tamponi, però vi ricordo anche che noi da martedì/mercoledì solo sulla macchina nuova che abbiamo comprato siamo gli unici d'Italia ad averla, ne produciamo 9.000 all'azienda ospedaliera, più tutti gli altri, quindi consideriamo di arrivare a 15.000 minimo tamponi al giorno. I morti sono 563, sto parlando di persone decedute in ospedale, 563, e i dimessi superano i ricoveri dal secondo giorno, 1121 dimessi in totale. I nati 95. Sono i nati delle ultime 24 ore, sono 95 nati in Veneto. Come vedete i veneti continuano figli. Allora, detto questo, prima considerazione, in questo momento abbiamo 11.000 decimali, insomma, oltre 11.000 cittadini ricoverati negli ospedali del Veneto, dei quali, come avete visto, 2.000 coronavirus. Perché vi dico questo dato? Vi dico questo dato per far capire che l'organizzazione che abbiamo dato al nostro modello sanitario, identificando i Covid Center, no? Gli ospedali per il coronavirus, cercando di identificare quindi i centri per le terapie intensive, investendo tantissimo anche sulla separazione dei flussi, ci permette di dire che anche oggi noi riusciamo a curare 9.000 persone che non c'entrano nulla con il coronavirus. Guardate, questa è stata la più grande sfida. Forse non se ne parla mai in un contesto nel quale è cambiato il mondo. Vi do solo un dato: noi prima del coronavirus avevamo mediamente oltre 4.000 accessi al pronto soccorso al giorno, adesso siamo a 1.200 al giorno, 1.200, 1.300, dipende dalla giornata. E dall'altro vi dico che abbiamo sempre 2.000 persone in ospedale, 2.000 malati di coronavirus che hanno i letti o nelle terapie intensive che abbiamo rafforzato pesantemente. Noi abbiamo 1.600 letti di malattie infettive, abbiamo 1.600 letti di malattie infettive, o sono nelle nostre terapie intensive, dove ovviamente noi sapete che abbiamo allestito 825 posti, però è pur vero che abbiamo garantito ovviamente tutta l'operatività al non coronavirus, perché nelle terapie intensive abbiamo un sacco di pazienti non coronavirus, gli ictus, gli operati, gli oncologici, insomma tutta una serie di categorie, gli incidenti stradali e quant'altro, i trapiantati. Però 2.000 persone ce le abbiamo. Le 325, come avete visto, in terapia intensiva, che sono la grande preoccupazione. Ve l'ho detto la scorsa settimana, ricordo che l'ho iniziato a dirlo venerdì, questa sarebbe stata la settimana cruciale, e lo è. Lo è perché questa settimana sta indicando una direzione, che è quella di un lento recupero, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, il che vuol dire che dobbiamo continuare a investire su questo lento recupero, che dobbiamo ringraziare i veneti perché sono stati la vera medicina per il coronavirus. Guardate, c'è uno studio di Google che dice che i più virtuosi a livello nazionale sono stati i veneti nel rispettare le restrizioni, in virtù del traffico proprio. Fra l'altro questo modello ce l'abbiamo anche noi, basato sulle celle telefoniche, quindi non sul singolo individuo ma sui tracciati, e ci dice che noi abbiamo dimezzato i flussi in strada
quindi in auto piuttosto che a piedi, dei telefonini. Vuol dire che abbiamo da 5 milioni di transiti al giorno, 5 milioni e 2, siamo andati alla metà. Questo è un altro dato importante. I veneti sono stati eccezionali, non smetterò mai di ringraziarli, perché questo, se oggi si parla tanto di Veneto è perché si è fatto un grande lavoro di squadra, a iniziare da operatori della sanità che sono straordinari, ma non prescindendo dal fatto che i veneti hanno saputo rispettare le restrizioni. Ci aspetta una settimana, diciamo, che sarà determinante la prossima. Voi avete visto che ieri ho firmato l'ordinanza con le restrizioni, si confermano le restrizioni di base che avevamo già programmato per la passata ordinanza, che sono quelle dei 200 metri massimo per l'uscita di casa. Anche qui vorrei spiegare che noi prevediamo che si possa uscire di casa per camminare, passeggiare, fare una corsetta, ma nel raggio, vi sottolineo raggio, di 200 metri, il che vuol dire che se uno ha la fortuna di avere davanti a casa una strada tortuosa che in 200 metri sviluppa 10 km, li può fare tutti, ma non deve allontanarsi oltre i 200 metri. Lo dico anche per i verbali, perché alcuni verbali non hanno interpretato bene la scorsa ordinanza, quindi l'abbiamo chiarita. Abbiamo dato la possibilità di fare ulteriori attività, ma anche ulteriori restrizioni. Chi è che sta parlando? Ah, scusa, non capivo chi parlava. Ma lo avete tutti i giorni, mi pare. Dicevo, vi ricordo che i supermercati, secondo il PCM, i cittadini possono uscire di casa, partiamo da questo presupposto perché molti ci stanno scrivendo in queste ore. Secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i cittadini possono uscire di casa per comprarsi derrate alimentari, e quindi troveranno necessariamente aperti i punti vendita di derrate alimentari, per andare in farmacia o per motivi inderogabili, che possono essere una visita in ospedale o qualcosa di inderogabile, no? Un parente che si è sentito male, lo stanno ricoverando, insomma, ste robe inderogabili. Quindi vorrei rispondere a quelli che ci dicono: ma io volevo andare a comprarmi le piantine al garden del vivaio. Non è un motivo inderogabile. È vero che c'è un'incongruenza, perché il garden era aperto secondo il DPCM, ma è altrettanto vero che lo stesso DPCM diceva che il negozio del vivaio non era un motivo inderogabile per uscire di casa. Allora noi abbiamo dato assolutamente la possibilità ai vivaisti di fare tutto quello che fanno comunemente, tranne che ovviamente aprire il garden, aprire il negozio che hanno all'interno della loro azienda. Però possono fare le consegne a domicilio, possono fare la manutenzione del verde e possono fare tutta quella serie di attività, compresa la vendita. Questo lo vogliamo chiarire. Abbiamo fatto anche una direttiva ieri sera, ho fatto fare una circolare ieri sera, compresa la vendita ai grandi punti vendita che sono i supermercati. Cioè nei supermercati c'è un angolo verde, e siccome c'è l'angolo verde, come vale per la cancelleria, e siccome i supermercati sono comunque aperti perché vendono alimentari, se questi sono già attrezzati con l'angolo verde per vendere le orchidee o la piantina di fiori o il mazzo di fiori piuttosto che la cancelleria, hanno la possibilità di vendere queste attività. Faremo un'altra ordinanza in queste ore per chiarire un paio di cose, ovvero chiarire che, 2 punti, se ci sono altre attività che sono aperte per legge, penso i tabacchini, no? Cioè, sai, coloro che vendono tabacchi e hanno un angolo nel quale storicamente vendevano cancelleria, possono venderla. Questa non è un'angheria contro le cartolerie, questa è una partita che si chiude questa settimana e poi fine. Però è pur vero che ho un sacco di ragazzi che mi scrivono che hanno bisogno di materiale e non trovano più nessuno che glielo vende, perché poi, a meno che non lo ordinino online. E dall'altro lato è chiara che rispetto al verde, la manutenzione del verde, si vuole chiarire fino in fondo che il verde per noi è verde pubblico, è verde privato, secondo anche poi il buon senso, e tutto quello che sono i campeggi, quindi l'attività di messa a punto di quello che speriamo possa diventare una stagione turistica di recupero per i nostri operatori.
Ieri sera ho avuto la videoconferenza con il Presidente del Consiglio da Palazzo Chigi. Si è parlato di molti temi. Vi dico che rispetto alla riapertura è bene che io vi dica e ricordi i cittadini che mi stanno seguendo che il tema chiusura e apertura delle aziende compete al governo, nel senso che non è una competenza regionale. Lo dico perché molte imprese giustamente ci stanno scrivendo e alcune sono convinte che dipenda da un'ordinanza regionale. No, e purtroppo no. Dall'altro sono estremamente convinto che la riapertura sia assolutamente necessaria, bisogna ripartire, però deve essere validata dal mondo scientifico, cioè non possiamo permetterci rebound o casi di ricaduta, perché sarebbero letali per la nostra economia e per la comunità, oltre che per la salute dei cittadini. E molte imprese sono in difficoltà, penso al settore moda dove il Veneto è ben rappresentato, perché mi dicono che se non riescono a ripartire nel breve perdono la collezione invernale e quelle saranno posizioni occupate ovviamente da cinesi o da altri competitors a livello internazionale. In generale ho chiesto e ho dato disponibilità al Presidente del Consiglio, innanzitutto ho confermato che noi stiamo redigendo un piano per la riapertura, però è pur vero che siccome la riapertura deve essere nazionale, il piano noi lo mettiamo ad utile contributo di quello che sarà un piano nazionale che magari valuterà, che so, le fasce di età piuttosto che, ma vi dico degli aspetti che si dovranno necessariamente valutare, piuttosto che il tema del numero di lavoratori, i dispositivi da avere in azienda e altri particolari accorgimenti. A questo si aggiunge il test sierologico e i test in generale, che sono cosa del mondo scientifico. Non tirateci dentro in questo dibattito che a volte noi consideriamo lunare, dove scienziati dissentono da dichiarazioni di altri scienziati, il che uno dice se lo vedo con la siringa in mano mi domando se mi fa male o mi fa bene a quel punto, no? Mettetevi nei panni di noi cittadini che assistiamo a questo dibattito. La verità è che se ci sono procedure che vengono validate dal mondo scientifico, noi siamo pronti ad applicarle alla riapertura. Questo è poco ma sicuro. A me non sembra una suggestione il tema di dire che se uno ha gli anticorpi e vengono trovati con il prelievo del sangue e l'analisi serologica possa avere la patente di immunizzato. C'è chi, illustri virologi, credono a questa partita ed è giusto che lavorino, perché se possiamo far transitare anche l'idea dell'immunizzazione certificata vuol dire che abbiamo fatto comunque messo un tassello in più al nostro mosaico. Nulla, cioè, quindi, lo dico perché poi capita spesso che i vostri colleghi ci chiedono ma lei come si schiera? Noi siamo sempre al centro perché noi funziona così in Italia. Se le cose vanno bene è merito del mondo della scienza, se le cose vanno male è colpa della politica. Allora stavolta vorremmo che ce la vedessero tra di loro, no? Scusatemi, visto e considerato che stiamo leggendo tutto e il contrario di tutto. Noi siamo quelli che sono stati criticati per i tamponi, ricordatevi sempre questo. Noi al terzo giorno dal primo contagio avevamo già fatto 4.000 tamponi e ci hanno detto che era irrispettoso delle linee guida, era inutile. Abbiamo visto quanto inutile è stato. Quindi chiariremo ancora con diciamo, una postilla accessoria di ordinanza questi aspetti che vi ho detto. Voglio riconfermare che noi non abbiamo chiuso, anche per un fatto di rispetto di servizio, non abbiamo chiuso i mercati a cielo aperto, definiamo all'aperto, no? Ma bensì abbiamo detto che per tenerli aperti bisogna rispettare alcune regole, che sono quelle della perimetrazione, che sono quelle del regimentare l'accesso e l'uscita da questi mercati, e sono quelle minimali delle norme igieniche, come abbiamo previsto che per i punti vendita degli alimentari ci sia l'obbligo della mascherina e i guanti. Qualcuno dice ma non si trovano mascherine e non si trovano guanti. Per quanto riguarda le mascherine non trovate, abbiamo scritto anche che comunque va coperto naso e bocca, con un foulard o qualcosa. Per quanto riguarda i guanti, se uno non li trova e riesce a documentare che non ci sono sul mercato, di certo non ci sarà il taglio delle mani, come vi ho detto. Cioè, penso che è il mio appello che faccio alle forze di polizia, a tutti coloro che controlleranno. È ovvio che siamo in emergenza e ci vuole il buon senso dell'emergenza.
Non siamo davanti a un autovelox che stabilisce che a 131 ti arriva la foto con la multa. Siamo davanti, anche quello è tarato per un 10% di scatto. Quindi cerchiamo di non fare, come si dice, di avere troppi eccessi di zelo e di capire che se trovi un cittadino, magari un anziano, che non è riuscito a trovarsi i guanti, faremo in modo, casomai lo dico ai comuni, di far trovare la mucchina o i gel disinfettanti in maniera tale che ci sia quantomeno un minimo di disinfezione. Perché siamo preoccupati? Perché il mondo scientifico ci ricorda, a parte il discorso della diffusione per via aerea del virus, no? Che questo è un dato di fatto, perché il vapore acqueo che emettiamo lo potrebbe veicolare o potrebbe contagiarci, ma dall'altro ci dice che il contagiante che ha le mani impregnate di virus perché se l'è messo in bocca o nel naso, quello che è accaduto, se tocca il pacco di pasta poi non se lo porta via ma lo ripone lì, comunque su quel supporto per un po' di ore o qualche giorno il virus c'è. Quindi l'utilizzo dei guanti è fondamentale. Si parte dal presupposto che uno non si mette le mani in bocca se sui guanti, tanto per capirci. Se poi uno si succhia le dita con i guanti, allora siamo fregati. Però fa sorridere, però è meglio sempre dirle queste robe, perché guardando le email si vede di tutto. Un ringraziamento ancora, voi dite sto qua è ossessionato, no, non sono ossessionato, però voglio ringraziare i ragazzi, come faccio spesso, perché i giovani hanno dimostrato di essere stati molto più rispettosi e civili di qualcun altro in questa partita. Se qui c'è una sfida e un giorno qualcuno scriverà la storia di questa emergenza, scriverà che i nipoti hanno salvato la vita ai nonni, perché i nostri ragazzi sono rinchiusi in casa ormai da 20 giorni e se quando andate via da qui buttate un occhio per strada, posso dirlo, vedete sicuramente qualche pensionato, ma ragazzi non ne vedete in giro. E questo va riconosciuto in un paese nel quale si tende sempre a denigrare il mondo dei giovani. Avete domande? Volevo chiedere una cosa rispetto alla conferenza con Conte ieri. Ci sono dei governatori del nord che hanno detto non ci ascoltate abbastanza, anche lei ha detto questo rispetto alle restrizioni. Guarda, io non sono uno che cerca la rissa, no, cioè io semplicemente ieri sera ho ricordato la partita dell'autonomia dicendo che non trovo corretto che ci sia qualcuno, anzi invitato il governo a chiarire, ma il Presidente Conte è stato chiaro, ha detto che non è un obiettivo del governo, l'ha detto, e casomai chiedetelo a lui se conferma, che di mettere in discussione le deleghe della sanità. Peraltro noi abbiamo sempre detto che se la giustificazione è una sanità che funziona così, ci giustifica la centralizzazione della sanità, io parto dal presupposto che in Veneto funziona e quindi vuol dire che tu sei per l'equa divisione del malessere. Invece un governo che ha un obiettivo serio sarebbe per l'equa divisione del benessere, quindi va da quelli che non sanno gestire la sanità e dice guarda che lì c'è chi le fa meglio di te, spiegami perché non riesci a farlo. Primo. Secondo aspetto, lo trovo imprudente questa uscita. Terzo aspetto, imprudente e posso dire anche con tempismo da elefanti in cristalleria in questo momento parlare di questi temi. Terzo aspetto, che se proprio vogliono andare al vedo, c'è qualcuno che vuole andare al vedo, noi un referendum l'abbiamo già fatto il 22 ottobre 2017, siamo pronti subito a farne un altro, spererei proprio di no, anche sul fatto di chiedere ai veneti se vogliono essere curati da Roma o dal Veneto. E poi vediamo come va a finire questa partita. Se non gli è bastato un referendum gliene faremo un altro, però guardate, è insolente pensare che ci sia qualcuno che dice che bisogna togliere la sanità al Veneto per darla a Roma. A me viene da ridere. Altro? Presidente, le posso chiedere, buongiorno, i fioristi possono lavorare facendo quindi le consegne a domicilio? Sì, le consegne a domicilio assolutamente sì, la consegna a domicilio non è vietata. Il tema è che le fiorerie devono restare chiuse, come i vivaisti, se hanno il negozio di rivendita al loro interno, devono restare chiusi col negozio. Grazie. Prego. Presidente, se posso, due questioni, buongiorno. La prima, se ci può dire qualcosa in più in rapporto all'incontro che ha avuto ieri con il Ministro Boccia e anche con il Ministro Speranza proprio sul tema della riapertura dell'economia. Lei pensa che si possa andare a un provvedimento modulato e graduato a seconda di singola regione e il Veneto mi pare che in questo caso possa dare delle indicazioni utili
e lei mi ha fatto anche riferimento all'aspetto, se può entrare un po' più nel dettaglio. Ma guarda, mi fermo un po' più in là, nel senso che noi abbiamo detto che assolutamente siamo disponibili a portare anche il nostro contributo, visto considerato che noi il piano lo abbiamo quasi ultimato. Io ho sostenuto, e peraltro è stata una posizione esternata anche da altri, anche se non ricordo male Zingaretti, forse Emiliano, insomma io sono convinto che questo piano deve essere con serenità affrontato assieme alle parti sociali e al mondo datoriale, perché comunque loro sono gli attori di questo piano. Sono convinto che prevederà una gradualità, non ti so dire, ma immagino che si possa valutare anche che sia regionale questa gradualità, immagino, perché pensare pronti via, c'è chi è più predisposto, chi è meno predisposto, ma al di sopra di questo che sia chiaro, e tutti su questo conveniamo, che ci sia una legittimazione scientifica di messa in sicurezza dell'operazione, perché purtroppo le notizie che ci arrivano da Hong Kong piuttosto che da Wuhan adesso sono notizie di recrudescenze. Fermo restando che se mi chiedete tu per cosa tifi, tifo per la riapertura, cioè ma è poco ma sicuro. Sinceramente mi viene il panico pensare, anzi l'angoscia, pensare che ci sia la necessità di fermare un'altra ordinanza dal 13. Peraltro l'altro aspetto che mi sono dimenticato, con la subordinanza o linee guida, oltre a chiarire sta roba, a questo punto la metto anche delle fiorerie per l'asporto, chiariremo anche il fatto, ve lo dico già, che Pasquetta per noi, anzi per me che firmo ordinanza, è chiuso. Perché c'è un vulnus nella mia ordinanza, non ci abbiamo pensato, prorogando la vecchia ordinanza. Noi dicevamo chiusi i supermercati la domenica. Non abbiamo pensato che il lunedì di Pasqua è una domenica. Quindi lo dico, uomini avvisati, mezzi salvati, lo dico agli imprenditori e agli operatori, sappiate che vi arriverà anche questa chiarificazione, per cui che poi non diciate mi hanno avvisato troppo tardi. Scusi, se posso, c'era Maria forse ancora. No, prego. No, io volevo chiedere questo. La lista, a proposito di scienziati, sta pubblicando dei dati su tassi di mortalità che dimostrano come nel 2020 non nelle grandi città, ma nei piccoli paesi ci siano dei decessi decisamente superiori rispetto al 2019. Ecco, su questi dati poi c'è stato chi magari ne ha dato un'interpretazione politica di un certo tipo. Cosa risulta a lei con precisione? Perché no, guardate, rispetto a noi, guardate, io posso solo dirvi questo, poi l'assessore vi parla un po' di case di riposo e anche di mortalità, che le mortalità noi le certifichiamo, poi lei vi spiegherà, cioè non è che le certifichiamo Luca Zaia o Emanuela Lanzarini, le certificano i sanitari secondo i parametri prestabiliti, e ovviamente, però vorrei anche dire una roba, io ho solo un dato, so che oggi ho 2000 letti occupati da persone malate di coronavirus e ho 325 terapie intensive. Allora, se uno vuole negare l'evidenza, andiamo avanti all'infinito a dire che il coronavirus non esiste, però la verità è che io avrei in teoria 2000 letti occupati da altri pazienti se non avessi il coronavirus. Cioè 2000 letti, avete un'idea di quanti sono? Pensate a un albergo, quanti alberghi sono 2000 letti? Tanti, mediamente cosa? 300, fatene uno di grande, 300 camere, medio, grande, 3, 6, 9, 12, 18, cioè arrivate a 6 alberghi pieni. Cioè, negare l'evidenza direi che è un po' troppo. Io ho qualche cittadino che mi scrive: ma voi avete fatto tutto sto casino? No, noi non abbiamo fatto nessun casino, noi teniamo la vita dei cittadini, e chiedo a chi scrive queste monate, chiedo che abbia almeno rispetto anche per il tema anziani, perché non posso vedere qualcuno che scrive ancora ma tanto stiamo parlando di gente anziana. Ma cosa vuol dire? Sono quelli che ti hanno permesso di crescere, vivere, mangiare, studiare e avere questo Veneto, e ci vuole più rispetto, non meno rispetto. Presidente, ci scrivono diversi, a noi sono arrivati diversi da parte di titolari di categorie che vedono con ingiustizia il fatto che questi articoli si possano vendere nei supermercati mentre non sono costretti a vendere. Ma guardi, loro hanno ragione rispetto al tema dell'ingiustizia, però il tema vero è che il DPCM, che giustamente regola al minimo l'apertura alle attività essenziali, quindi dice si aprono solo coloro che vendono, il DPCM dice farmacie, edicole
parafarmacie e sostanzialmente, ma ve la faccio molto breve, e negozi che vendono derrate alimentari. Quindi delle due l'una, o continuiamo, e questa è la scelta che ho fatto io, o continuiamo a entrare nel supermercato e dalla parte della cancelleria con barrata con scritto non si può vendere sta merce e non dare servizio ai cittadini, oppure dire visto che ce l'avete vendetela. Adesso questo sta accadendo con la mia ordinanza di ieri e durerà una settimana. Non penso che faremo il disastro per una settimana di opportunità per chi va al supermercato di comprarsi il quaderno a quadretti. Cioè, se dicessimo che per un anno le cartolerie non vendono al supermercato è un'altra roba. Stiamo parlando di una settimana. Stiamo parlando di una settimana. Ma li capisco, cioè non è che li critico, li capisco. Cioè io avrei il loro stesso pensiero. Ma comunque voglio ricordare che se avessero loro avuto l'apertura da DPCM vuol dire che li avrebbero considerati attività essenziale e quindi da frequentare. Per dire, a noi è arrivata una lettera, giustamente, dice io sono una tabaccheria, c'ho l'angolo cartoleria, non capisco perché il supermercato può vendere, io no. Io penso che sia giusto che venda perché lui comunque è aperto come tabaccheria. Poi siamo d'accordo o no sull'apertura delle tabaccherie, si apre un altro bel convegno in questo paese, però io prendo atto di quello che c'è scritto nel DPCM, non sono scelte mie. Buongiorno. Ciao. Pronta roba? Si legge tutto. Ne ho detto anche ieri sera in videoconferenza a Conte, cioè il tema della riapertura è direttamente, cioè, e anche l'ansia e l'angoscia, giustamente, che hanno le nostre imprese, è direttamente proporzionale alla qualità degli interventi che si possono fare sul mercato. Cioè, se il tema è che la riapertura per noi significa trovarci alle piastre di partenza, ai blocchi di partenza, con la Germania che si presenta in perfetta forma fisica, tonica, con 550 miliardi erogati alle imprese. Ieri parlavo con un imprenditore di Monaco e dice io già in conto corrente mi è già arrivato dal governo 30.000 euro. Perché vanno in base ai dipendenti, no? Da 1 a 5 sono 9.000 euro e così via. Cioè voi capite che è difficile fare concorrenza al mondo con un partner che ti ha a fianco europeo che ha investito 550 miliardi. Quindi l'Europa deve assolutamente decidere se vuole esistere o se vuole morire del tutto. Cioè, capite che se l'Europa manca nella più grande emergenza della storia dell'Europa, perché questa è, da quando è nata l'Europa, questa è la più grande emergenza, è più grande anche di Lehman Brothers e della crisi del 2008, se l'Europa non c'è qui, se uno si domanda cosa serve l'Europa, e ve lo dice un europeista, cioè se montate queste mie dichiarazioni sappiate che io non sono contro la dimensione europea, ma così non funziona. Possiamo dare un po' di spazio ai quotidiani, poi ritorniamo in sala. Sì? Presidente. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo solamente fare una richiesta. Prego. Lei è un giornalista? No. Dica. Che si è fermato un attimo. Prego. E fa una richiesta per i tamponi. Sì. Allora, purtroppo uno che fa un tampone oggi, il risultato ce l'ha dopo 16-24 giorni. No, 16-24 giorni? No. Allora, mia figlia... Quando l'ha fatto sua figlia? Il 21 di marzo. E ancora non ha un risultato? Non ha ancora nessun risultato. E chi è che l'ha fatto il tampone a sua figlia? Sono venuti quelli dall'ospedale, ma ce ne sono tantissimi altri. La dottoressa mi sta parlando che la controllo ogni volta che chiamo, anche poveraccia, che addirittura ha pazienti che sono 24 giorni che devono ancora attendere. Guardi, facciamo così, siccome lei l'ha detto davanti ai giornali, dopo ci dà il nome di sua figlia e noi anche in tempo reale, se lei glielo dà un attimo a qualcuno, facciamo una verifica in tempo reale di che fine ha fatto sto tampone, cosa vuole che le dica, ma che si dica che si aspettano un mese per un tampone. Ci sono diversi casi. Adesso stiamo parlando del... Però se ci sono diversi... No, ma io capisco, guardi, cioè dire ci sono diversi casi bisogna che mi porti i nomi, perché se no cioè, io non posso fare verifiche su ci sono diversi casi. Però guardi, sui tamponi, ne approfitto del signore che fa la domanda, sui tamponi abbiamo un paio di problemi. La processazione, cioè noi abbiamo tamponi accumulati, ad esempio a Padova per 9.000 tamponi fermi, e i reagenti. Sta macchina che mettiamo in moto martedì, mercoledì ne fa 9.000 al giorno e questo dovrebbe già sistemarsi. I reagenti non si trovano più. Quindi abbiamo fatto il tampone,
va in laboratorio e sta lì in parcheggio. Le direttive ci dicono che dobbiamo fare, che la diagnosi si fa con il tampone. Voi sapete che nel piano di sanità pubblica adesso abbiamo inserito i 5 giorni, ma il piano di sanità pubblica è in vigore da 3 giorni, 4 giorni. Però mi spiace per questo fatto, quindi guardi, la verifichiamo subito, se abbiamo il nome noi la verifichiamo. Grazie. Ma grazie a lei, però siccome stiamo qua ancora 2 minuti, resti fermo anche lei, scriva il nome che adesso vediamo di recuperare. Guardi, c'è Federico lì, no, si arrangia Federico, chiama subito. E poi ci metta per favore però anche il nome del suo medico di base, perché c'è anche il medico di base, quindi se le ha detto che accade per tutti così, chiederemo quali sono tutti. Prego. Questa macchina entrerà in funzione a Padova, quella della Sì, l'abbiamo comprata, è la famosa macchina olandese che è stata montata in questa settimana ed è l'unica in Italia. Allora. Padova, azienda ospedaliera. Poi voglio chiedere un'altra cosa. Vai, ormai che ci sei. Facciamo un giro dei quotidiani. Allora. Qui c'è uno anonimo, non riesco a definire chi sia, comunque una domanda, è ancora aperto il contenzioso con la Consip sui ricevimenti dei materiali da Roma? No, noi non abbiamo contenziosi. Fra l'altro io ringrazio, fra l'altro anche la lista dopo ve la do per Consip, e io ringrazio l'amministratore delegato Cannarsa, che conosco, perché da loro abbiamo avuto, adesso se non ricordo male, vi do il dato dopo, forse 150 ventilatori, e vi do il dato esatto anche per intensiva e subintensiva, e con noi in Consip ha fatto assolutamente un buon lavoro, i ventilatori sono arrivati e speriamo che Consip ce ne mandi ancora, insomma, cioè noi stiamo allestendo strutture e penso che questo sia assolutamente positivo. Se vi interessa, lo dico alle televisioni, potremmo organizzarvi, che so, uno Schiavonia, adesso vedo di capire, ma non vorrei dirne una cazzata, e di farvi entrare, ma per farvi vedere un'ala allestita con le camere a pressione controllata, quindi vedete cosa siamo pronti a fare. Quindi magari se c'è un reparto, quello che ho già visto allestito, che è senza pazienti, magari fate vedere, avete dei letti che sono all'interno di una cella stagna che mette in sicurezza il paziente e riusciamo a controllare anche l'atmosfera e tutto. È una roba strepitosa, quindi veramente vi invito, se potete, magari organizziamo un'entrata per tutti, e a Schiavonia ci sono, oppure a Sant'Orso da altre parti, ma a Schiavonia li ho visti ieri in foto, sono veramente belle. Nicolussi Moro, domanda che pongono anche altri colleghi, magari dopo le riassumiamo, ci può dire qualcosa di più sul piano riaperture? No, quello che vi ho detto non mi spiace, ma noi ci stiamo lavorando. Come si può dire, è un lavoro propedeutico, perché poi avremo un piano nazionale sicuramente, porteremo in dote il nostro lavoro per un piano nazionale. Se si andrà col decreto per un piano regionale noi siamo pronti. Van Zan, dipendesse da lei, che tipo di riapertura attuerebbe e da quando? Prima domanda. Ma guarda, allora, sul quando non posso dare risposta, perché cosa volete che vi dica? Io spero che finisca presto sta tragedia, sto incubo, e sicuramente graduale anche rispetto alla cittadinanza. Penso che i giovani debbano essere i primi a dover uscire, questo in assoluto, ma non è che si vuole segregare qualcuno, penso che dobbiamo mettere in sicurezza gli anziani, questo è poco, cioè gli anziani devono essere messi in sicurezza, ma dobbiamo avere la garanzia che non si contagino ulteriormente. Con l'impegno avete affrontato anche la parte economica per la ripartenza? No. Sempre? No. Domenico Basso, al 13 manca poco, secondo lei quando il governo dovrebbe annunciare un eventuale piano di riapertura, perché le aziende devono organizzarsi? Ma guarda, se continua con i tempi che ha avuto, è sempre un last minute, no? Abbiamo sempre avuto robe la notte tempo, la comunicazione. Io ieri ho proposto che già da subito si inizi quantomeno in via, diciamo, propedeutica a mettere in piedi sto tavolo, dopodiché il governo sa che il 13 scade, come dice Basso, l'ordinanza, il DPCM e quindi le ordinanze, e cercheremo di capire questo aspetto, non lo so, anche perché
se malaguratamente non si potrà riaprire, malaguratamente, bisognerà anche capire che cosa ci sarà nella futura DPCM, perché a questo punto si apre uno scenario assolutamente importante. Ma la base gente veneta, stamattina tensione nel mercato di Rialto per via di transenne e contingentamento. Non c'è il rischio che il bilancio costi-benefici, aumentando gli stringimenti, vada in negativo piuttosto? Ma posso dire una roba? È il terzo che mi scrive, giornalista di Rialto, o chi i giornalisti abitano tutti a Rialto. Vanno a comprare pesce poi. No, lo dico, cioè. No. Non lo so. No, guardate, allora, il tema è che qui non è che ci stiamo divertendo con le ordinanze. Allora, le ordinanze le facciamo con una visione di sanità pubblica, non c'è altro motivo per cui si fanno. Allora, capisco le difficoltà, in particolar modo a mercati come quello di Rialto, però chiedo a tutti che ci sia questo minimo sacrificio, cioè se è anche impossibile fare un'ordinanza in cui dire cerchiamo di evitare assembramenti o quant'altro, poi è inutile piangere al capezzale perché magari c'è un contagio. Guardate che il contagio è dietro l'angolo. Sempre Normasi chiede, che sottolinea che continuano a non esserci mascherine nei supermercati, come si può sbloccare la situazione? Col foulard, nel senso che noi l'abbiamo scritto in ordinanza, se non c'è la mascherina comunque che sia, diciamo, protetto naso e bocca. Ma guardate, spiace parlare così, ma è pratica questa, se non ce ne sono funziona così, se vogliamo mettersi in sicurezza. Buoso Ansa si parla di un caso di reinfezione nel Veronese, ma dalle verifiche non sarebbe tale. Alla regione risultano casi accertati di reinfezione da coronavirus? No, guarda, allora, casi no, ci risulta la storia di una cittadina che stiamo verificando, perché anche noi è sempre nel Veronese, per cui la stiamo verificando. Ci risulta un caso sì di reinfezione con una polmonite, però verificare vuol dire anche dal punto di vista scientifico che viva la cittadina, cioè sì, una cittadina cinese, da quello che ci hanno detto. Erle pone le tre brevi domande. Il professor Crisanti suggerisce obbligo di mascherine e guanti anche in famiglia a scopo precauzionale. Lei cosa ne pensa? Ma il professor Crisanti è uno scienziato, cioè, allora ragazzi, capiamoci subito. Allora, come si può dire, no? Le auto si possono comprare le auto con la dotazione basic, no? Cioè la base, che è quella che costa di meno, oppure la puoi prendere full optional. Allora uno dice, ma qual è la migliore? Cioè, se potessi la full optional. Ci ho messo il condizionale se potessi, perché il full optional vuol dire la miglior soluzione è quella di stare scafandrati in casa e isolarci dal mondo intero. Di certo ha ragione il professor Crisanti. Poi c'è sempre quella che è la mediazione del buon senso, no? Non è che io do indicazioni di buttare via le mascherine, anzi io penso che le dovremmo utilizzare tutti, però è pur vero che poi i cittadini vivono il problema della quotidianità di reperire i guanti, di reperire le mascherine e tutte queste minestre qua, perché ad oggi se tutti girassero con i guanti non ci sarebbero guanti sul mercato. Seconda domanda, parte sempre da quello che dice il professor Crisanti: scegliere una parte di una città o un luogo in cui dare via a una sperimentale riapertura delle attività produttive con mascherine obbligatorie e test per tutti, tracciando anche i telefonini. Potrebbe essere una sperimentazione. Sì, ma guarda, queste cose qua le abbiamo già dette tutti in tante occasioni, cioè non è mi perdonerà il professor Crisanti, ma non è una novità. Cioè, nel senso che il tema della riapertura per blocchi è uno dei temi, ma ce ne sono tanti di temi. Ovvio che anche in questo caso, riapriamo un blocco di una città, però dobbiamo andare a spiegarlo a 4.800.000 veneti che apri, che so, il quartiere di Marghera e basta. Cioè, scientificamente è sostenibile la spiegazione? Non lo so, non ve lo so dire. È difficile spiegare a uno di Belluno che deve restare in casa perché a Marghera sta facendo il progettino scientifico sul blocco. Non è una critica, ma dico che poi c'è anche un fatto pratico. Terza domanda, l'accordo per mandare negli alberghi chiusi le persone a fare la quarantena, avete già un accordo? Ma noi stiamo lavorando, con gli ospedali di comunità, con tutta una serie di attività. Anche questo è un progetto nostro, non vorrei che qualcuno se lo accreditasse, cioè, questo è il progetto della Regione.
Dice dal NAS, Asca News, da lunedì numerose aziende seppur parzialmente riaprono. Quali raccomandazioni, considerata la tentazione di recuperare? Scusa, ma chi è che ha detto che da lunedì molte aziende riaprono? Non so, questa è la domanda. Alla luce del decreto di oggi? No. Nel senso che il DPCM dice che fino a Pasquetta, che è lunedì, sono chiuse. Dopodiché vedremo cosa fa il governo. Io non ho altro, se i colleghi vogliono fare l'altro giro. Una domanda che non è qui atto ma è su Padova, sì. È una riflessione. Siamo stati lì e praticamente i mercati all'aperto, per esempio Piazza delle Erbe, oggi non hanno funzionato e l'amministrazione si sta organizzando per farli riaprire da lunedì, dando anche un ristoro agli ambulanti. Cioè, dato che è stata varata questa ordinanza, magari avvisare o lasciare un giorno di tempo per organizzarsi, sembra che siano stati presi in contropiede e da una parte è aperto, dall'altra è chiuso. Guarda, cioè, ogni risposta qui poi rischia di essere strumentalizzata. Hanno ragione, nel senso che se ti avvisano un anno prima riesci anche a comprarti i banchi nuovi. Su questo è poco ma sicuro che hanno ragione. Però è pur vero che vorrei ragionare con una visione, come si dice, di uomo della strada, no? L'ordinanza dice di perimetrare, cioè basta una cordella di nastro, bianco e rosso, di lasciare 2 varchi, uno d'ingresso e uno d'uscita, quindi la cordella la tagli su 2 posti, di mettere la vigilanza all'ingresso e all'uscita, 2 vigili urbani piuttosto che 2 volontari, 2 della protezione civile, mandavamo anche noi se ce li chiedono, di fare in modo che non ci sia assembramento nel mercato, quindi si mettono in coda come nei supermercati, e di chiedere che utilizzino guanti, soprattutto chi vende, e mascherina. Questo è quello che chiede l'ordinanza. Cioè non è che abbiamo chiesto di fare i muri in calcestruzzo o altre robe. Dopodiché capisco che, ma essendo un pubblico, e essendoci pubblico di mezzo, ma dice voglio farle bene, voglio portare transenne, però la protezione civile sta spostando valanghe di materiale e nessuno se n'è accorto. Cioè la protezione civile per dire, ha distribuito 4 milioni di mascherine, sta ricevendo camion giorno e notte di materiale, l'ordinanza oggettivamente ha voluto farla al minimo, al minimo. Pensa, se tu avessi avuto una bancarella lì, penso che a te avresti avuto solo incombenza di avere la mascherina, che ce l'hai già, di comprarti un paio di guanti e saresti stata operativa. No, perché poi non si sono riusciti a organizzare. Comunque questa era una riflessione. Un'altra cosa riguardo la Lombardia, ha detto che faranno più controlli Pasqua e Pasquetta sulle autostrade per evitare che qualcuno possa andare via. Anche qui ci sono misure straordinarie per Pasqua e Pasquetta. Ma c'è l'ordinanza e il DPCM che è valido fino alle ore 24 di Pasquetta. Tutto quello che non è rispetto delle norme previste sono infrazioni, ma non compete a noi il tema controlli, perché compete alle forze dell'ordine, e immagino che in quei giorni saranno più attente. C'è anche chi già sta organizzando scampagnate per il 25 aprile, cioè, Presidente, posso fare una domanda? Perché un nostro telespettatore che è un giardiniere professionista, lui ha detto, visto ieri la conferenza stampa del Presidente della Regione, ha capito che il verde pubblico, il mantenimento, insomma, la manutenzione può venire solamente in caso di urgenza, eppure stamattina sta ricevendo chiamate di clienti per lo staggio dell'erba e gli dicono no, non hai capito niente, voi potete venire a fare i lavori. Ah, guarda, io ieri ho detto, come sapere se devi andare a lavorare lunedì o no. Io ho detto questo ieri, che l'attività, anche se in sicurezza, magari la chiariremo anche questa con una circolare, l'attività anche se dal privato in sicurezza non ci vedo nessuna controindicazione, in tutta sincerità. Se il giardiniere arriva dalla mascherina e c'è i guanti, si fa il suo lavoro per i fatti suoi e va via, è ovvio che se sta lì a bere il caffè e dopo bere il tè e a mangiare una fetta del salame assieme al palo da casa non funziona più. Presidente, posso chiedere? Tema dei reagenti, ricordo male, noi stiamo cercando di produrre in veneto, sì. A che punto siamo? Visto che ma a buon punto, perché il professor Crisanti dice che comunque riesce a gestire la macchina con delle soluzioni
Scusa? Sì. Diceva siamo a buon punto, il professor Crisanti. Sì, ma il professor Crisanti per le sue macchine e anche gli altri laboratori del Veneto di microbiologia si stanno organizzando. Considerate che non abbiamo un problema perché la dotazione di macchine nel Veneto è uguale per tutti, per una macchina leader di queste analisi, evito di dire la marca, che è una grossissima multinazionale che riesce a garantirci i reagenti di base che ci ha sempre garantito, ma di certo dice io non riesco a garantirvi la decuplicazione della richiesta come voi fate. Guardate, così vale anche per i kit di reagenti per il test sierologico, la famosa patente anche lì abbiamo ordinato 100.000 kit, vi posso aggiungere anche questo, la Cina non ce li dà. Nel senso che non trovi, per la macchina che abbiamo all'università non abbiamo la rispondenza dei kit a disposizione sul mercato. No, è arrivata la storia del tampone. Il tampone è stato fatto il 24 di marzo, giusto? No. È stato ordinato il giorno 17 dalla dottoressa e sono venuti il giorno 21. E qua c'è scritto che è stato fatto il 24. Sì, ha detto non il 21, il 24. Accettato il 25. Accettato il 25 e raffrettato oggi. Ma lei aveva detto che erano 24 giorni. No, io ho detto dal giorno 21 di marzo. No, lei ha detto che ci aspettano anche 24 giorni. No, ma ci sono. Lei ha detto che da 24 giorni aspetta un tampone. Se partiamo dal giorno 17 che ha fatto la richiesta, no, guardi. No, non è che facciamo polemica. Volevo solamente dire che anche se è il giorno 24, praticamente sono passati 10 giorni e una persona sola in casa, chiusa. Ma questo lo capisco, ma deve capire che le ho detto qual è il problema dei tamponi. Però io mi sono preoccupato perché lei ha detto che si aspetta anche un mese, 24 giorni. È registrato, sa quello che ha detto? La dottoressa, quello che mi ha detto quando sono andato a parlare. La dottoressa, poi chiameremo anche la dottoressa per sentire se è vero che ha notizie di gente. E poi se domani torna qui con la dottoressa ci facciamo dire anche i nomi dei pazienti che aspettano 24 giorni. Insomma, la chiamiamo anche noi, non si preoccupi, basta che ci diano un no, ce l'abbiamo. Ma non per sfida, perché 24 giorni sono tanti. Cioè, può accadere che uno ha perso il tampone, cioè mi metto che come si dice, nei disguidi può accadere che magari qualcuno abbia perso un tampone, non deve accadere, ma potrebbe essere, ma dire che è norma aspettare un mese. Non è una norma, ma sì, facevo dei casi, ecco. Però il suo non è un mese. No, l'ho detto. Però è esordito così oggi lei parlando. Ho detto il giorno 21. Vabbè. E comunque verifichiamo anche il 21. Chi è che è la data del 21? Chi è che è venuto a fare il tampone? Le persone, quelle che vengono a fare il tampone, c'era mia figlia è da sola purtroppo e quindi è ancora ferma in casa. Ma sua figlia ha sintomi? Ha mal di stomaco e basta. Sì, vabbè, ha mal di stomaco ma non è sintomatico, non ha raffreddore, non ha tosse, non ha niente. Un po' di febbre e di conseguenza persistenza della febbre la dottoressa ha preferito fare il controllo regolare. La verifichiamo bene. No, ma non deve scusarsi, però lei deve capire che per noi è anche un fatto aziendale, va capito fino in fondo sta roba. Considerate che noi eroghiamo 60 milioni di prestazioni all'anno e i tamponi sono 133.000 in questo momento. A me interessa solo verificare che non ci sia qualcuno che aspetta un mese. Ma il laboratorio qual è, in Venezia? Beh sì, fra l'altro un laboratorio efficiente è quello di Venezia. Casomai potete sentire il dottor Dalben. È in ritardo? Ma è in ritardo, mancano tamponi, questo, cioè manca il materiale. Mi arriva un po' anche perché c'erano quelli preorientali che adesso è diventato autonoma. Sì, faceva tamponi anche per il Veneto orientale, quindi per la costa veneziana, per capirci. Però lo sentiamo. Altro? Vi lascio all'assessore Lanzarin che vi parla delle case di riposo. Voi sapete questa tragedia sarà ricordata purtroppo per le case di riposo non solo in Veneto, dappertutto, a livello internazionale dappertutto, perché il candidato purtroppo
L'ideale è una persona anziana, magari cronica, con più patologie, e vi dà 2 o 3 dati. Vi parla anche della mortalità, visto che prima Albino chiedeva della mortalità. Grazie, buona domenica a tutti, anzi buon sabato, perché domani vi vedo. Grazie. Allora, situazione rispetto alle strutture residenziali per anziani. Noi stiamo facendo come da programma e come da piano di sanità pubblica, avevamo già iniziato da una settimana, insomma, i tamponi al tappeto a tutte le strutture, quindi ogni azienda sanitaria fa ogni giorno 2 strutture, mi dicono, poi ci sono, insomma, e ricordo che facciamo i tamponi agli ospiti e anche ai operatori, quindi ai dipendenti. È chiaro che il problema dei tamponi, dei reagenti comunque è indicato anche sicuramente dei ritardi o comunque un po' il nostro programma insomma, in maniera un po' più lenta, però mi dicono, insomma, io non ho i dati casa per casa, struttura residenziale per struttura residenziale, però insomma più o meno siamo arrivati a una percentuale del 40-45, in alcune strutture anche del 50% rispetto appunto all'intero appunto contingente di ospiti e operatori, quindi sono monitorata da questo punto di vista. Poi in base all'ultimo piano appunto che è stato varato di sanità pubblica, ogni azienda ha costituito delle equip, delle unità mobili, che quindi ospedaliere, formate da infettivologi, pneumologi, geriatri e quant'altro, che vanno all'interno delle strutture per anziani. Voi sapete che poi abbiamo chiesto a ogni azienda di fare l'analisi del rischio struttura per struttura. Cosa vuol dire? Capire all'interno di questa struttura ci sono casi positivi, se i casi positivi sono separati, quindi sono posti in una struttura in modo isolato rispetto ai casi negativi, se non ci sono percorsi che si incrociano. Il problema è legato appunto agli operatori che sono all'interno, e in questo piano ogni singola azienda sanitaria, il piano deve essere varato, abbiamo dato la scadenza del 7, quindi entro martedì, quindi stanno raccogliendo le ultime informazioni. Possono anche ogni azienda sanitaria pensare di raggruppare in un'unica struttura i positivi e spostare i pochi negativi in quelle strutture che sono fortemente state attaccate in altre strutture, quindi vedremo anche questo piano. Stiamo anche provvedendo alla distribuzione dei presidi, quindi le mascherine piuttosto che le tute, soprattutto le tute, insomma i presidi, quelli essenziali dove ci sono casi, con un invio giornaliero all'azienda sanitaria, che poi distribuisce su tutto il territorio, perché l'azienda sanitaria poi distribuisce l'invio giornaliero che noi inviamo di questi PPI alle strutture sanitarie, quindi ai propri reparti, all'interno degli ospedali, ai medici di medicina generale, alla continuità assistenziale, ai pediatri della scelta, alle strutture per anziani e alle strutture per disabili. I direttori generali sono in contatto giornaliero e ogni 2 o 3 giorni fanno una videoconferenza con tutte le strutture per anziani, proprio per cercare di fare il punto, capire insomma quelle che sono le problematiche. Sul fronte degli operatori positivi che stanno mettendo in difficoltà all'interno delle strutture insomma il garantire l'assistenza, ci siamo già adoperati per cercare di mettere in rete, in contatto la cooperazione sociale, insomma ogni azienda ha anche fatto dei bandi all'interno delle proprie aziende proprio per cercare di reclutare e recuperare anche su base volontaria personale, sia personale in quiescenza ma anche personale del sistema sanitario che vuole andare all'interno delle strutture per anziani. Abbiamo parlato anche con la sanità privata, ci saranno dei provvedimenti la settimana prossima in cui anche la sanità privata, anche al fronte appunto del discorso che oggi c'è un calo di attività all'interno delle strutture, insomma si rende disponibile appunto anche eventualmente intervenire all'interno appunto delle strutture per anziani. Questo per darvi il quadro di quanto stiamo facendo ma quanto si sta predisponendo per quanto riguarda le strutture per anziani. Non so se ci sono domande specifiche su questo. Sì, no, l'ultima volta, scusa assessore, se non ricordo male, i dati statistici parlavano, mi pare, di 300 contagiati all'interno di una popolazione di 33.000. I contagiati oggi saranno circa un po' meno come ospiti di 1.000, però tenete conto che noi lo sapevamo, man mano che noi facciamo tamponi, perché
appunto screenando una popolazione di 30.000 più 30.000 sono gli ospiti, 23.000 sono gli operatori, voi capite che è chiaro che insomma facendo il tampone a tutti i numeri aumentano. Fortunatamente ci sono anche casi di persone asintomatiche anche all'interno delle strutture, anche tra gli anziani, questo insomma è un dato che è sicuramente positivo rispetto invece a quelli che hanno sintomi, che quindi poi possono avere un decorso un po' più grave. Quindi circa saranno 850 più o meno oggi rispetto a quanti tamponi sono stati fatti. Ecco, oltre al caso di Merlana ci sono altre situazioni particolarmente pesanti, difficili da gestire? Oggi le situazioni più pesanti sono quelle appunto nel Veronese, quindi Legnago, Villa Bartolomea, che sembra aver superato insomma un po' anche alcune difficoltà e quindi ha avuto anche parecchi decessi iniziali. Poi abbiamo due situazioni nel Vicentino, Piedemonte e Asiago, legate soprattutto al problema del personale, che essendoci personale positivo stanno soffrendo un po' di più. Nel Padovano c'è Galzignano e Monselice, oltre a Marlara, che è anche Alta Vita Ira Padova, che però insomma essendo una struttura un po' più grande riesce oggi insomma a gestire anche con l'isolamento e quant'altro, e poi ci sono alcune strutture anche nel Trevigiano. Sui decessi, allora noi fin da subito, quando quindi è scoppiata questa epidemia, poi pandemia, abbiamo subito attivato una specifica piattaforma informatizzata dedicata, che è chiamata PIC19, quindi Covid-19, PIC19, che raccoglie tutti i dati. I dati di questa piattaforma vengono alimentati chiaramente dalle strutture ospedaliere, dai laboratori di microbiologia, dai SISP, quindi dall'igiene e sanità pubblica, dalle direzioni sanitarie, dalle direzioni mediche. Poi viene alimentata anche con i dati dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, che tramite appunto i servizi di igiene e sanità pubblica alimentano la piattaforma, perché in questa piattaforma convogliono tutti i dati, quindi dati positivi, clinici, assistiti, tutto il resto, e anche i decessi. Quindi vengono registrati tutti i decessi, quindi qualsiasi decesso, sia quello all'interno della struttura ospedaliera, sia quello invece a domicilio o in altre strutture, che vengono appunto registrati su questa piattaforma. Voi sapete che poi per quanto riguarda i decessi è cambiata la procedura e quindi c'è la validazione dell'Istituto Superiore di Sanità. In una prima nota del 6 di marzo l'Istituto di Superiore Sanità ci chiedeva solo la trasmissione di una scheda con i dati, invece successivamente dall'11 di marzo ci chiede anche la trasmissione delle schede, delle cartelle cliniche, e quindi i dati arrivano su questa piattaforma, tutti i dati, quindi i decessi vengono tutti registrati su questa piattaforma e poi vengono mandati all'Istituto Superiore di Sanità con la cartella clinica legata. Ecco, scusi, ma l'Istat, quando fa riferimento quindi a una mortalità decisamente superiore rispetto all'anno precedente, non è in grado di quantificare il tipo di mortalità assolutamente, quindi fa un ragionamento puramente statistico. Non ve lo so dire, non riesco a capire, appunto, non riesco a dargli una risposta rispetto ai dati insomma, che ha messo in evidenza l'Istat, quindi su che basi. Avete chiesto di chiarimenti, non so se sia possibile rendere un po' più chiara tutta questa procedura, perché nelle grandi città, come abbiamo commentato anche voi nei giorni scorsi, potrebbe pare che il tasso di decesso sia praticamente fisso, però nei paesi questa cosa sta assumendo aspetti direi un po' più preoccupanti, non soltanto in Veneto, ma un po' possiamo provare a chiedere al nostro sistema informatico se riesce a fare delle elaborazioni, questo possiamo provare a capire e vedere. Però a lei non sono arrivate delle richieste in particolare del momento per sapere, e in riferimento al fatto che qualcuno oggi invece parla della necessità di maggiore trasparenza, come risponde a... Ma io credo che noi abbiamo avuto trasparenza fin dall'inizio, nel senso il bollettino lo trasmettiamo mattina e sera con tutti i dati, quindi su questo io credo che il comportamento sia stato un comportamento fin dall'inizio insomma, che è andato in un'unica direzione. Vi ricordo che negli ultimi bollettini
casi, anche quelli appunto perché prima venivano registrati inizialmente nel bollettino, l'abbiamo sempre detto solo i decessi in struttura ospedaliera, abbiamo inserito anche i decessi nelle altre strutture, quindi credo che questo insomma denoti sicuramente il lavoro, ma ripeto, si trattasi di una piattaforma regionale in cui convogliono tutti i dati vengono inseriti dalle strutture sanitarie del territorio, poi va avanti chiaramente per le strutture sanitarie ospedaliere che alimentano questi dati, e poi noi questi dati nel caso dei decessi comunque li dobbiamo comunicare all'Istituto Superiore di Sanità con allegata la cartella clinica. Certo, dai sindaci del vostro territorio non vi arrivano segnalazioni particolari sotto questo profilo? Cioè... Sulla mortalità? Sì, no, io non ho avuto nessuna segnalazione dal territorio rispetto a questo, devo essere sincera. Va bene? Grazie ragazzi, Allora così l'assessore Lanzarin, quindi l'ultima parte di questa conferenza stampa è dedicata proprio alla questione case di riposo, ne parleremo fra pochissimo quando ci collegheremo con i nostri amici della CGIL fra qualche istante, prima però, e fra poco ci sarà quindi la possibilità anche di intervenire in diretta con il numero che metteremo in sovraimpressione per tutte le vostre domande. Ci sono un po' di domande che sono arrivate anche nel sito della CGIL, che ha approntato in questi giorni proprio per rispondere alle domande inerenti alle criticità dell'emergenza coronavirus. Allora, in attesa di collegarci anche con Rossana Careddu, faccio vedere questo servizio che non c'entra per ora con il lavoro, ma fa vedere un altro lato della questione. Un sindaco, il sindaco di Este, che ha regalato 50 notebook e tablet ai ragazzi della scuola media che non hanno ancora la possibilità di connettersi, e quindi per risolvere il gap tecnologico, soprattutto in queste settimane critiche dal punto di vista delle lezioni a distanza. Guardiamo il servizio e poi ci colleghiamo con la CGIL. 450 ragazzi nell'istituto comprensivo di Este, 28 mai connessi con le classi virtuali, 22 raramente. Emergenza nell'emergenza per le famiglie impreparate, in alcuni casi a una scuola sbarcata online. Per questo, grazie al progetto 4H Scaliamo il futuro, promosso dal Comune capofila Irea, i fondi destinati ad attività per questi ragazzi sono stati trasformati in 20 notebook per gli studenti di terza media e 30 tablet per quelli di prima e seconda media, che saranno consegnati con la formula del comodato d'uso a chi non ha supporti informatici a casa. Un aiuto a gestire una situazione complessa per le famiglie, che va ad aggiungersi ad altri attivati dal Comune. Ad oggi ci sono 70 famiglie con il servizio di assistenza domiciliare, con il SAD. Abbiamo implementato già da marzo i buoni spesa, ma anche le consegne dei pacchi spesa alle persone in difficoltà. Oggi sono 57 le famiglie, e potremo implementare con anche il contributo statale ad ulteriori famiglie per quanto riguarda i buoni spesa. Spesa a casa, sostegno psicologico, grande lavoro di protezione civile, alpini e scout nella città murata, da dove il sindaco lancia un accorato appello. La situazione a Este non è da sottovalutare, sono circa più di 30 le persone positive, di cui 6 ricoverati. Mi permetto di fare un accorato appello per resistere e continuare con senso di sacrificio e di responsabilità a rispettare le regole. Così, allora, questa è la situazione a Este, mentre dal punto di vista tecnologico anche quello che ha intrapreso, un percorso che ha intrapreso la Curia di Treviso, non solo le messe e le celebrazioni eucaristiche che noi vediamo in diretta ogni domenica e non solo, e a proposito questa sera vi parleremo della Settimana Santa nella Curia di Treviso, nella diocesi di Treviso, che noi seguiremo interamente nei suoi vari momenti. Un percorso alternativo intrapreso dalla Curia di Treviso è quello del digitale. È un percorso talmente apprezzato da essere sbarcato addirittura in Sud America e in Terra Santa. Guardate.
uno strumento per preparare la Pasqua e per vivere la forma della liturgia attraverso anche dei segni e dei gesti concreti, con la Bibbia, con il Vangelo, un pane, una tavola preparata, i disegni dei bambini. Utilizzare internet per celebrare la Pasqua in famiglia nei giorni del contagio. E questa è l'innovativa strada che ha intrapreso la Chiesa trevigiana realizzando queste schede che poi vengono distribuite via mail oppure sui visori dei cellulari tramite WhatsApp. Pagine non solo per pregare o riflettere, ma per avvicinarsi realmente alla ritualità della celebrazione eucaristica, pur rimanendo nella propria abitazione. Dei gesti, lo spezzare il pane, la possibilità della lavanda dei piedi reciproca, tutto per fare in modo che la nostra famiglia, il nostro ambiente quotidiano di vita sia il luogo dell'incontro e del celebrare la Pasqua di Gesù. Una iniziativa semplice e nello stesso modo intensa nella fede, quella pensata dalla diocesi di Treviso, che è stata subito presa ad esempio in altri luoghi del mondo. Delle schede che non sono rimaste solo all'interno della diocesi di Treviso. No, sono state richieste e tradotte anche dalla comunità cristiana di Gerusalemme in arabo e da una comunità cristiana in Brasile in portoghese. Qualcuno la chiama già la messa digitale. Non è che poi con tutta questa digitalizzazione alla fine la messa la facciamo a casa e non torniamo più nelle chiese. Ma questo è un tempo faticoso in cui ci siamo resi conto tutti, cristiani e non, che abbiamo bisogno di comunità. Quindi penso che non appena ci sarà possibile vivremo le nostre liturgie nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre chiese con più desiderio, con più intensità, ma con la memoria positiva e intensa anche nelle celebrazioni vissute in famiglia, che ci dicono che è possibile ed è bello per dei cristiani vivere con dei gesti quotidiani la loro fede. Così l'esperimento della diocesi, vi ricordo, è terminata poco fa la conferenza stampa del governatore Zaia con alcune puntualizzazioni, è tornato a parlare del il piano di riapertura che ovviamente andrà fatto di concerto con riapertura soprattutto delle aziende, che andrà fatto di concerto evidentemente con le parti sociali e con il governo quando sarà pronto, ma il Veneto ha un suo piano che porterà poi all'attenzione del governo quando il governo darà l'ok, si vedrà cosa accadrà dopo il 13 di aprile, poi le puntualizzazioni un po' sull'ordinanza con la novità della chiusura dei supermercati e dei ipermercati anche lunedì di Pasquetta, questa è la novità più importante diciamo rispetto all'ordinanza e alle postille all'ordinanza regionale entrata in vigore da mezzanotte. Allora, Paolino Barbiero, segretario provinciale, SPI-CGIL, sindacato pensionati di Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Facciamo il sound check anche con Rossana Careddu, buongiorno. Buongiorno a tutti. Segretario del NIDIL CGIL di Treviso, quindi i lavoratori atipici, diciamo così, ecco. Quindi la categoria diciamo che magari più fragile in questo momento, l'abbiamo detto anche mercoledì scorso. Volevo partire però, se mi permetti, con Paolino Barbiero, perché faccio vedere anche questo locandina che riguarda le case di riposo, visto che ha parlato l'assessore Lanzarin poco fa, insomma, sul tema case di riposo. Voi avete avuto una videoconferenza, no? Qualche giorno fa, forse giovedì, con l'ULSS 2 Marche Trevigiana? Mercoledì. Ecco, questa è diciamo un po' il manifesto un po' dello SPI-CGIL sulla questione case di riposo. Allora, cosa è emerso insomma sulle case di riposo? Beh, innanzitutto che l'ULSS ha messo a disposizione delle case di riposo una squadra di 32 operatori tra medici, infermieri e altre professionalità e quindi finalmente hanno il monitoraggio completo di quello che sta succedendo. Ci sono i focolai più importanti, Fiori, che è una struttura privata, di Cesana Malanotti, Fenzi, che sono strutture pubbliche IPAB, e di Zero Branco, che è una struttura del comune gestita però da una cooperativa. Stiamo tentando di raccogliere i dati anche sulle altre case di riposo, perché non è facile reperirle e poi bisogna anche avere la possibilità di verificarli, perché delle volte possono anche raccontare cose non vere, però la macchina che ha avuto un rallentamento all'inizio per fornire i dispositivi di protezione individuali, per fare i tapponi, per creare tutte le condizioni di mettere in sicurezza ospiti e lavoratori, e quando parlo lavoratori non mi riferisco solo
agli OS o ai medici, ma anche a chi fa le pulizie, a chi fa da mangiare, cioè tutti quelli che magari se ne parla meno, ma sono essenziali per far girare l'organizzazione delle case di riposo. Allora noi sappiamo che l'ULSS ha fatto un grande sforzo, ci sono ancora situazioni a macchia di leopardo e le videoconferenze che faremo anche nei prossimi giorni servono proprio per segnalare le criticità e anche evidenziare eventualmente quali proposte mettere in campo. Sul manifesto che abbiamo fatto e che facciamo girare via social sono proprio indicati le questioni che devono determinare scelte organizzative da parte delle case di riposo e le criticità che ci sono. Tra l'altro dal lunedì tutte le case di riposo devono presentare il piano della sicurezza e il piano socio-sanitario, supportati appunto anche dall'ULSS. Questa è una grande azione organizzativa che va completata in poco tempo, perché prima si completa e prima si riduce l'eventuale danno. Abbiamo anche verificato che purtroppo sui dispositivi di protezione individuale le case di riposo private dopo una prima fase sono andate direttamente sul mercato, quindi il flusso dei dispositivi è arrivato più regolarmente, mentre quelle pubbliche girando attraverso la regione hanno una procedura un po' più lunga, quindi bisogna semplificare anche questi iter e fare in modo che i dispositivi di protezione individuali arrivano prima che si esauriscano le scorte e non le scorte esaurite. Quindi insomma è necessario questo monitoraggio costante da parte vostra della situazione? Sì, noi lo stiamo già facendo e lo stiamo facendo tutti i giorni puntualmente, intrecciando i dati anche dei nostri delegati che lavorano nelle case di riposo e che ringrazio perché gli chiediamo anche un lavoro straordinario, cioè oltre a quello di seguire gli ospiti, di fornire a noi tutti i dati per capire come e dove intervenire e quali pressioni fare. Allora, come vedete in onda c'è il numero per intervenire, 0422 162 6764, se ci vedo bene, sì ci vedo bene, quindi se volete intervenire, volete chiedere qualcosa ai nostri ospiti, potete farlo come è accaduto mercoledì. Allora, in questi giorni in cui avete attivato quella serie di finestre di tematiche legate alle criticità del lavoro per il coronavirus, sono arrivate tante richieste. Rossana, parliamo di un tema che è stato richiesto molto dalle persone. Sì, allora, come hai detto bene tu, avendo aperto, ripeto il discorso di CGIL risponde perché magari qualcuno non era in ascolto mercoledì ed è importante che lo sappia, che c'è attivo sul sito della CGIL di Treviso una parte che si chiama CGIL risponde, dove abbiamo cercato di inserire, come aveva detto Paolino l'altra volta, io lo dico un po' più stringato, tutta una serie di contenuti e di contenitori che appunto hanno al loro interno delle informazioni di base per affrontare questo periodo di emergenza. Quindi sostanzialmente tutto quello che è previsto all'interno del DPCM e tutte le circolari attuative dell'INPS riguardo a tutta una serie di istituti messi in campo in questo periodo. Ora, da un'analisi che abbiamo fatto noi, controllando quanto le persone entrino all'interno del sito e su che informazioni si focalizzano, ovviamente questa settimana in prima battuta tutte le persone si sono focalizzate sul discorso dei famosi bonus, perché i bonus non riguardano solamente gli autonomi. Il decreto non prevede solamente dei bonus per gli autonomi e le partite IVA, ma prevede una serie di bonus. Allora ti posso fermare un secondo? Allora, teniamo un attimo sospeso che ho una telefonata, se no la perdiamo. Allora restiamo sui bonus in sospeso, magari è proprio sui bonus. Chi abbiamo in diretta? Ok, buongiorno, io sono Sandra, volevo fare una domanda ai professionisti. Praticamente io sono una indipendente nell'hotel a Jesolo che faccio la stagione. Noi facciamo una stagione lunga iniziando dal carnevale da febbraio. Cosa è successo? Abbiamo iniziato dal 1° febbraio, ho un contratto a chiamata dal 1° febbraio fino al 30 aprile. Abbiamo fatto 6 giorni lavorativi per febbraio, dopo è successo quello che è successo e adesso praticamente non lavoriamo. Però io avevo chiesto ai CAF per fare la domanda di disoccupazione, fare qualcosa. Mi hanno detto che avendo un contratto a chiamata, anche se non lavoro, non posso fare niente. Cioè, cosa posso fare? La domanda è come posso comportarmi?
Grazie Sandra, allora adesso vediamo cosa... Grazie a voi, buona Grazie, giornata. grazie a Sandra. Allora. Sì, posso rispondere? Certo. Allora, il discorso, la risposta che gli è stata data alla signora è corretta, nel senso che per accedere agli istituti della disoccupazione della NASPI, la persona non deve avere nessun rapporto di lavoro in corso, cioè deve essere disoccupato. La signora, pur non lavorando, risulta al centro per l'impiego come risulta che abbia un contratto di lavoro in corso. Ora, il problema che pone la signora è un problema importante che riguarda quello che si collega al problema degli ammortizzatori sociali per i contratti a chiamata. I contratti a chiamata sono quei contratti che prevedono che una persona lavori solamente quando viene effettivamente chiamata a svolgere la prestazione. Ora non mi dilungo sulle differenze ce ne sono di due tipi, però sostanzialmente il macrosistema è questo, no? Adesso esiste un problema sul discorso degli ammortizzatori sociali per i contratti a chiamata che ancora non è stato sbrogliato e siamo in attesa di capire, d'accordo? La signora però, nel caso in cui dovesse cessare il contratto al 30/04 non dovesse essere rinnovata, è previsto appunto, mi pare di aver capito che fosse una stagionale del turismo. Sì, Notella Jesolo. Appunto, è previsto, mi ricollego al discorso che stavo iniziando prima, è il bonus sui dipendenti del turismo e degli stabilimenti termali. È previsto dal circolare 49 dell'INPS il fatto che questi lavoratori che hanno cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo, no scusami, ho fatto confusione. Niente, la signora non potrà accedere al bonus, però per tutti i lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente dal 1° gennaio 2019 e tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo possono richiedere questo bonus. Quindi la finestra è 1° gennaio 17 marzo. Esatto, 1° gennaio 2019 dell'anno precedente. Certo. D'accordo, la domanda si inoltra all'INPS attraverso i nostri patronati. Potete però invece di contattare direttamente il patronato per fare la domanda, contattare la categoria di riferimento che è la Filcams. Contattando la categoria di riferimento vi darà tutte le informazioni con riferimento alla se ovviamente avete i requisiti e tutta la documentazione da presentare poi al patronato per inoltro della domanda. Quindi i bonus prevedono anche questa copertura. L'INPS ha però indicato dei codici Ateco ben precisi, per cui io invito tutti i lavoratori che presumono di essere in questa condizione di telefonare per chiedere con certezza se hanno diritto o no, perché potrebbe essere che loro partono dal presupposto di non rientrarci, invece potrebbero prendere questi 600 euro. Ok, abbiamo un'altra telefonata in linea. Chi è in linea? Sì, buongiorno, sono Manuela, siamo dalla provincia di Treviso. Manuela, sì, ci dica. Sì, allora io volevo fare una domanda che più che altro riguarda mio marito, nel senso che io avevo già anche provato ad inoltrare la richiesta alla CGIL, che però mi ha dato una risposta un po' particolare, nel senso se una persona ha un contratto che era praticamente di 3 mesi e quindi nel frattempo ha sospeso la NASPI, praticamente per quanto riguarda la rifornitura dei supermercati durante le ore notturne, e praticamente c'è un calo di lavoro anche in questo settore adesso, nel senso che è vero che i supermercati continuano ad essere aperti e a vendere, però è anche vero che la gente si sposta meno perché praticamente fa la spesa neanche nei piccoli negozi eccetera, quindi anche le grandi catene in determinati posti hanno cominciato, come nel caso del mio compagno, a lasciarlo a casa e a fargli fare meno ore. Tra l'altro l'azienda non è neanche un'azienda della zona, perché come ben sapete utilizzano cooperative eccetera, e abbiamo chiesto informazioni, non ci danno risposte concrete sul fatto le ore che non vengono fatte effettivamente come verranno poi retribuite, perché al di là del fatto che si possa chiaramente qualche ora permesso o di ferie, ma capirete bene che se una persona ha fatto 1 mese e mezzo di contratto non è che abbia maturato chissà che, certo. Se c'era la possibilità di usufruire di cassa integrazione o qualcosa, e la persona che io ho chiamato della CGIL, che dovrebbe avere la competenza in questo, mi ha detto ma non guardate la televisione, guardate che i supermercati sono pieni di gente, è impossibile che non lavorino e praticamente che la cassa integrazione non è prevista per questo settore. Lui ha un contratto che non è col commerciale, ma si chiamano multiservizi queste
cooperativo utilizzano questo contratto, presumo che chi è lì collegato con voi lo sappia meglio di me, insomma. Quindi volevo solamente capire se effettivamente esiste, la cassa integrazione è prevista anche per queste persone che comunque avranno un orario ridotto di lavoro alla fine, perché lui ha un contratto a 30 ore e non arriva neanche a 20 perché l'azienda inizia a lasciare a casa, perché anche i colli che arrivano di sera comunque sono inferiori a quello che era insomma il target che avevano prima. A chi risponde a questa signora di Treviso? Paolino? Rossana. Allora, io capisco il disagio della signora e la difficoltà in cui si trova lei e il suo nucleo familiare. Purtroppo l'apertura della cassa integrazione e la richiesta di apertura della cassa integrazione non dipende dal sindacato. Cioè, nel senso che se l'azienda decide di fare la diminuzione dell'orario, quindi non aprire la cassa integrazione, non dipende da noi, ma dipende dall'azienda, in quanto la procedura della cassa integrazione prevede che nel momento in cui c'è una flessione, d'accordo, della produttività, l'azienda cosa fa? Il datore cosa fa? Chiede la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali e ne dà comunicazione attraverso la sua associazione datoriale alle organizzazioni sindacali. Si fa un esame congiunto, il famoso esame congiunto, e si decide di aprire questo ammortizzatore sociale per garantire la copertura retributiva. Ora, bisogna capire e approfondire, e su questo la signora ha ragione, ma mi è impossibile farlo in questa sede, le ore che suo marito fa in meno, a che titolo gli vengono trattenute. D'accordo? Questo si potrà fare solamente nel momento in cui gli arriva la busta paga del mese di riferimento, quindi essendo il 4 di aprile presumo che prima del 10-15 questa busta paga non ci sarà. Una volta che il signore avrà la busta paga in mano, richiamerà nuovamente il funzionario del settore della multiservizi, che è sempre la Filcams, e chiarirà a che punto cioè a che titolo gli hanno trattenuto delle ore. Certo. Paolino. No, volevo aggiungere a ciò che diceva Rossana uno dei problemi che noi stiamo incontrando. I commercialisti, ma anche le associazioni di categoria, hanno fatto di tutto per non fare l'esame congiunto, cioè proprio per estromettere il sindacato da questo confronto. Invece l'esame congiunto va fatto, tra l'altro lo facciamo via Skype, quindi non perde tempo nessuno, in 10 minuti ci si mette d'accordo. Si fanno i verbali, i lavoratori sanno quali sono le proprie condizioni, hanno la possibilità di controllare, altrimenti c'è il rischio anche, in alcuni casi abbiamo già delle segnalazioni, che li mettono in cassa integrazione, magari evitando di fare più l'esame congiunto, e poi richiamano i lavoratori a lavorare pagati in cassa integrazione. Cioè, in questo paese in cui c'è la necessità di stare uniti, di rispettare le regole, noi dobbiamo evitare che prevalgano le logiche dei furbi, che purtroppo ci sono. Detto questo, noi abbiamo fatto anche delle verifiche con l'INPS. Tra l'altro io colgo l'occasione per ringraziare l'INPS e il lavoro straordinario che stanno facendo i dipendenti dell'INPS, perché in questa fase sono già state registrate oltre 1500 pratiche nelle varie articolazioni di CIGS, da quelle in deroga, da quelle ordinarie, il FIS, il CIG per l'agricolo, e sono in fase di aumento. Ci risulta che tra l'altro l'INPS in Treviso sia quello che si sia articolato meglio per rispondere in termini immediati, che ha il flusso più grande di domande, anche perché sta funzionando il sindacato, sta funzionando quello che abbiamo chiamato prima esame congiunto. Guardate, se stimiamo queste 1500 domande, quelle che stiamo anche questa mattina inserendo dentro il nostro portale che poi mandiamo all'INPS, ci sono oltre 100.000 persone coinvolte. Cioè è un lavoro enorme. È un lavoro enorme per fare arrivare i soldi il prima possibile a queste persone. Tra l'altro sappiamo anche che molti imprenditori hanno fatto l'operazione dell'anticipo loro, perché ricordo che l'anticipo non è un costo immediato per l'impresa, perché lo conguagliano quando devono poi, come si dice, pagare i contributi all'INPS. Quindi al massimo c'è un'esposizione di un mese. E quindi anche qua si potrebbe fare un intervento con le banche, che per quel tipo di anticipo le banche non chiedono interesse. Cioè ci vuole, non dico, un po' di fantasia, mettiamola così, sociale, e da questo punto di vista, se tutti fanno la loro parte, il grande contenitore dell'INPS è in grado di dare le risposte, anche perché dopo il primo giorno sono corsi ai ripari, distinguendo l'attività dei patronati nelle prime 8 ore e poi quelli del privato. Adesso il flusso è continuo. Aggiungo
su questa questione del lavoro positivo che si fa sull'INPS, che questo ci serve perché avendo i dati in tempo reale riusciamo anche a capire qual è l'entità dello sborso economico che l'INPS deve sostenere, per capire che spazi il governo ha ancora per mettere risorse, perché ricordiamoci che sono escluse le badanti, sono escluse le colf, poi c'è qualche altro settore ancora escluso che magari lo può dire la Rossana. Chiudo perché poi voglio la domanda dopo. C'è tutta la partita della solidarietà alimentare che sta partendo con i comuni. Anche qui stiamo facendo un monitoraggio e poi magari spiegheremo meglio, ma mi fermo qua, vediamo se c'è qualche telefonata. Sì, infatti credo che ci sia una telefonata, se non sbaglio. Pronto? In diretta chi abbiamo? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, sono Luca Fasano, buongiorno. Da dove chiama? Da Cornuda. Da Cornuda, bene, ci dica. Dunque, io sono disoccupato, lavoro con agenzie interinali per una cooperativa e non ho internet. Volevo sapere se posso usufruire della NASPI oppure se mi viene riconosciuto i 600 euro mensili, cosa posso fare, a chi posso rivolgermi? Non so se posso un attimino approfondire, perché allora io ho sentito che il signore è disoccupato, sì, giusto? E lavorava presso un'agenzia del lavoro, con un'agenzia interinale? Sì, interinale, okay. Esatto. Adesso io sono a casa, volevo sapere, siccome non ho internet, non riesco a collegarmi telefonicamente con l'INPS, volevo capire se cosa posso fare, che posso per valutare se lei ha diritto a ricevere la disoccupazione, se ha i requisiti, se ha le settimane, quindi se può accedere a questo aiuto, basta che chiami lo 04 22 40 91, parla col patronato INCA della CGIL, espone la sua situazione e loro le spiegano se può accedere, che documenti portare e come fare. Il patronato della CGIL è aperto, lavora da remoto ma è aperto? Sì, quindi posso andare lì fisicamente, diciamo. No, deve chiamare. 04 22 40 91. Ho capito. Va bene. Allora, chiamerò lì e poi mi sapranno dire meglio. 0422 40 91. Sì, è il numero unico. Va bene. Va bene, grazie. Grazie. Allora, Paolino, stavi dicendo, adesso c'è la partita dei bonus alimentari che sono arrivati, no? I bonus spesa per chi ha problemi. Anche su questo è un tema, insomma, da monitorare, no? Sì, tra l'altro anche qui, quando è venuto fuori, si sono scatenate le polemiche dei sindaci. Poi, alla fine, se quel tempo delle polemiche si spendeva per organizzare bene i bandi e le autocertificazioni, forse non ci troveremmo nella condizione dove siamo adesso, dove l'ANCI ha dato delle linee guida, quindi ha stabilito che se uno ha più di 5.000 euro in banca per il momento non interviene il fondo, ha stabilito che se non ha questa precondizione interviene se non ci sono altri sussidi che vengono dati tipo reddito cittadinanza piuttosto che reddito di integrazione o che hanno la NASPI, tutto quello che ci va a dire. E ha messo dei criteri per favorire proprio gli ultimi più poveri. Noi tra l'altro in alcuni comuni abbiamo parlato anche per dire bene, se però hai fondi aggiuntivi allarghiamo le maglie come ha fatto il comune di Padova. Sta di fatto che adesso noi ci siamo messi a lavoro per raccogliere tutti i bandi e tutte le autocertificazioni che hanno fatto i comuni, perché c'è stato un indirizzo regionale che dava alcune linee guida generali e tutti i comuni si stanno comportando diversamente. Faccio un esempio: il bando di Ponte di Piave, dove ci siamo confrontati con il sindaco, hanno stabilito i 5.000 euro di soglia per cui deve essere sotto per avere accesso ai 70, ai 100, ai 200 euro a seconda della condizione familiare, mentre il comune di Mogliano ha stabilito 2.000 euro. Allora è chiaro che a questo punto rischio di creare poveri di serie A, poveri di serie B, quindi noi faremo un grande monitoraggio tra sabato, domenica e lunedì e poi, se avremo modo di venire in trasmissione mercoledì, presenteremo queste situazioni, perché guardate, ripeto il concetto dell'altro giorno, questa situazione critica negativa che speriamo finisca il prima possibile sta facendo emergere in modo palese tutte le disuguaglianze, ma sta facendo emergere anche le criticità del sistema produttivo, economico e sociale. Lo vediamo appunto sulle case di riposo rispetto a come si appoggiano i privati rispetto ai pubblici, lo vediamo su quelli che hanno tipologie di lavoro precarie,
lo vediamo su quelle persone, penso alle badanti, che sono in nero e che adesso stanno in qualche modo tentando di regolarizzare la propria situazione. Siccome anche l'altro giorno, quando ho parlato di nero, poi qualcuno mi ha detto: ma cosa dici queste cose? Ma guardate, pensiamo al 50% delle badanti che sono le nostre famiglie in nero. Il problema è che adesso, usciti dall'emergenza, continuiamo a tenerli in nero o troviamo il modo di regolarizzare? Troviamo il modo che le famiglie possano scaricare quella spesa, che la regione intervenga, che ci sia un controllo. Cioè questa è una opportunità che non possiamo lasciarci scappare, la dobbiamo prendere in mano e metterla nel posto giusto, cioè uscire da questa vicenda sicuramente avendo sconfitto il virus, ma anche portando più equità. Certo. Quindi comunque in ogni caso, tornando al bonus, voi guardate questo monitoraggio per capire un attimo com'è la situazione. L'auspicio vostro è che ci sia una stessa soglia, questo è il concetto, no? Certo, anche perché c'è stato l'indirizzo dell'ANCI, poi possiamo capire che qualche comune magari pensa di avere più casi, però ricordo che i comuni già prima facevano interventi sulle situazioni sociali critiche, quindi alla fine questo è un di più che viene dato e bisogna spenderlo bene. Tra l'altro, se si comportano e se si trovano criteri uniformi, se alla fine bisogna rimpinguare quel fondo, almeno lo fai partendo da un presupposto che un comune che ha messo per caso la soglia troppo bassa, ha coperto troppo poco i propri concittadini, invece poteva proteggerli di più. Però insomma ci daremo da fare sempre in una logica propositiva. Allora adesso pubblicità e poi di nuovo ancora con la CGIL. Chiamateci per i vostri dubbi e le vostre domande. Rieccoci in diretta, lasciamo spazio alle telefonate. Allora, chi è in linea? Sono Celeste di Vicenza. Celeste di Vicenza, allora ci dica. Sì. Niente, io ho fatto la richiesta della NASPI il 20 febbraio. Il 20 di febbraio? Sì, e non ho ancora avuto la risposta, non mi hanno ancora detto nulla. Le vuole sapere se è normale? Sì, quanto tempo devo aspettare, più che altro perché lavorando da sola e dovendo pagare una affitto. Perché io non ho sentito bene la signora. Allora, la signora dice che ha fatto la richiesta della NASPI il 20 febbraio ma non ha ancora ricevuto risposta. È normalissimo. Ah, è normale? Ok, in tempi normali in cui non c'è il coronavirus e non c'è tutto questo marasma di cose di cui l'INPS si deve occupare, un mese e mezzo passa dall'inoltro della domanda, rispetto all'accredito della NASPI sul conto corrente, e dopo arriverà anche alla signora una lettera con la quale viene specificato come si calcola l'importo della sua disoccupazione e per quanti giorni ne spetterà la disoccupazione, tenendo conto che, lo dico per completezza, la disoccupazione si abbassa del 3% ogni mese allo scadere, a decorrere mi pare dal terzo mese, una cosa del genere, adesso non ricordo a decorrere da quando, però sì, è un importo che va incalando. Quindi è normale? Comunque nella lettera, Siamo nei la tempi. signora troverà la spiegazione, assolutamente sì. Signora, ha sentito? Possiamo dire che con gli interventi che sta facendo l'INPS, da quello che ci ha dato a sapere, molto probabilmente fanno tutto per far sì che quei tempi si accorcino per tutti, ok? Certo. Quindi l'innesto di forza lavoro che l'INPS sta preparando dovrebbe attenuare questo problema e accorciare i tempi. Però bisogna sempre considerare che si lavora in emergenza. Certo, certo. C'è un'altra telefonata in diretta? Pronto? Sì, pronto. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sono con Giovanni, dalla Pisana. Benissimo, ci dica. Io per quanto riguarda con Giovanni, dalla Pisana. Lei è il signor Giovanni, sì, ci dica. Sì. La cassa integrazione praticamente. Sì. Sì. La cassa integrazione, per quanto riguarda la cassa integrazione, io lavoro in terza corsia alla Pisana. In terza corsia alla Pisana, parliamo della 4? Sì, della 4. Sì. Ecco, ci dica. Ora, sì, della 4, perfetto. Praticamente l'autovia ha chiuso il cantiere. L'azienda
Ha il televisore alto forse? Sì, c'ha il ritorno della televisione, dovrebbe abbassare il televisore. No, arrivo subito. Da quello che ho ricostruito. Sì, mi sente? Ha abbassato adesso? Sì. Perfetto, allora noi sappiamo che lei lavora in un cantiere della A4 alla Tisana, che però è stato chiuso il cantiere da Autovie? Sì, benissimo. È stato chiuso per il coronavirus. Ok. L'azienda mi ha chiesto di trasferirmi in un altro cantiere, o a Montebelluna o a un altro cantiere. Io ho quasi 59 anni, sono iperteso e ho paura di andare a mischiarmi, perché devo partire di qua con un furgone con 4-5 persone. E altri miei colleghi sono in cassa integrazione. Io mi posso rifiutare o devo andarci? Quindi le hanno fatto la proposta di andare a lavorare in un altro cantiere a Montebelluna? Sì, o sì, molto probabilmente sulla Pedemontana. Sì, però lei dice no, ho paura, questo è il concetto? Sì. Certo, anche perché se fanno il trasferimento, per quello che ho capito, su furgoni in 6 non è previsto, perché anche le ultime ordinanze dicono che in macchina si va da solo e se c'è una seconda persona deve essere seduta dietro. Quindi si può rifiutare? Capisco perché in 6 devono montare su un furgone. Ecco, quindi si può rifiutare allora, dice il signore? Può rifiutare, ma credo che sia sui lavori della Pedemontana sia sui lavori della terza corsia c'è il sindacato che faccia una telefonata alla Filea e avvisi i funzionari che interveniamo subito, siamo qui per questo. Esatto. Ecco, Rossana. Cioè, nel senso, quello che consiglio, come dice Paolino, è di non prendere iniziative e dire no, io mi rifiuto, perché allora chiami il sindacato, parli con la categoria di riferimento che è la Filea, spieghi bene tutto quello che è successo e cosa gli è stato spiegato, magari se lo faccia scrivere nero su bianco che vogliono trasferirla a Montebelluna in un altro cantiere, che così c'è il discorso che è qualcosa di scritto e quindi non possono dire di non averglielo proposto, dopodiché sarà il sindacato che interviene in queste situazioni qua, anche perché se gli altri colleghi sono in cassa bisogna capire cosa sta succedendo. Quindi di chiamare la Filea assolutamente lunedì. Giovanni, ha capito? Sì. Quindi chiami il sindacato e quindi che intervenga, insomma, ha capito? Perché... Sì, dell'edilizia. Filea, benissimo. Ci sono anche delle fila sui cantieri, quindi insomma magari il primo approccio può averlo attraverso l'RSU, i delegati. Certo, benissimo. Va bene, Giovanni, ha capito allora? La ringrazio, sì. No. Grazie allora, grazie a lei. Sono tantissime le sfaccettature di questa emergenza, davvero. E vedi, torno a quello di prima, vedi perché non volevano fare l'esame congiunto? Ah, ecco, dice lei. Perché ci vedono come un fastidio, stanno sbagliando, sbagliano gli imprenditori che vedono il sindacato come un fastidio. In questa fase bisogna stringere i denti. Perché più forze in campo ci sono e meglio è. Certo. Tra le tante domande che sono arrivate, vedo un po' il mix, no, di questi giorni che sono arrivate al vostro sito. Molti chiedono ad esempio, o mi pare di capire, anche sulla quarantena. Vogliamo fare chiarezza sulla quarantena equiparata alla malattia? Chi possiamo chiedere? Allora, la quarantena è equiparata alla malattia, quindi sostanzialmente la persona che si trova in quarantena perché ha il coronavirus o perché potrebbe avere il coronavirus è coperto dal periodo di malattia. La cosa importante da sottolineare riguardo a questa cosa qua è che il periodo di quarantena... C'è un problema di audio, scusa Rossana, vedo, non so se è un problema... c'è... No, ok. Spara un po', diciamo. Ok. Ok, e il fatto che questo periodo di quarantena, quindi di malattia, non andrà ad incidere sul periodo di comporto. Allora, il periodo di comporto è quel periodo previsto all'interno di ogni contratto collettivo, quindi di ogni settore produttivo, che prevede un periodo massimo durante il quale il lavoratore, in un periodo mobile o fisso, può stare in malattia. D'accordo? Superato il quale il licenziamento diventa legittimo per appunto superamento del periodo di comporto. La quarantena non andrà ad inficiare e ad accumularsi nei periodi che magari il lavoratore ha già usufruito di malattia precedentemente, non si andrà a sommare, è una sorta di periodo neutro, mettiamola così, d'accordo? Bene. Nel momento in cui poi dovesse succedere che c'è una sovrapposizione tra periodo di malattia e ammortizzatore sociale, quindi poniamo il caso che la persona è in malattia
e viene aperta la cassa integrazione. Prevale, diciamo così, l'ammortizzatore sociale, quindi la cassa integrazione. Diverso è invece se il lavoratore si trova ad essere in una situazione di infortunio e dopo si apre la cassa integrazione. Se il lavoratore è in infortunio e contestualmente la sua azienda apre la cassa integrazione, lui finché l'infortunio sarà aperto avrà diritto all'infortunio, quindi al pagamento di quello che è il contributo giornaliero dell'infortunio. Una volta terminato l'infortunio cadrà nell'ammortizzatore sociale. Certo. Quindi questo per chiarezza. Però insomma ecco, la quarantena è come dire una malattia extra, diciamo, viene definita. Sì, è neutra, per fortuna è neutra anche perché certo, voglio dire. Chiaro, siamo in un'emergenza, insomma, una pandemia. Telefonata in diretta, chi abbiamo? Pronto? Sono Vincenzo, pronto, buongiorno. Vincenzo da dove? Da Sandona di Piave. Sandona di Piave, ci dica. Io volevo chiedere, l'anno scorso ho lavorato un mese da giugno a luglio, mi spetta la domanda di disoccupazione o un bonus? Ha lavorato da giugno a luglio, solo da giugno a luglio l'anno scorso? Sì. E adesso è attualmente disoccupato, immagino? Sì, sono disoccupato, sì. Rossana? Allora, non spetta la disoccupazione perché, allora, innanzitutto è passato tantissimo tempo, perché ricordo che al netto della parentesi che c'è adesso di, come abbiamo detto mercoledì, di proroga dei termini della presentazione della domanda, comunque ante coronavirus la domanda di disoccupazione doveva essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del contratto, per cui siamo ad aprile dell'anno dopo e siamo molto oltre. Però questa telefonata qua mi fa collegare a un ragionamento riguardo alle previsioni appunto di bonus e aiuti che sono previsti all'interno del DPCM, che non prevedono i disoccupati. Questa è un'altra delle categorie tra le colf, le badanti, le collaborazioni occasionali, i rider e quant'altro. Anche i disoccupati non sono stati previsti e una modalità secondo me attraverso la quale si è cercato di porre una pezza, mettiamola così, è il discorso della spesa e delle sovvenzioni comunali. Okay, perché io non sono intervenuta prima perché Paolino è molto più ferrato di me sull'argomento, però io ho ricevuto tantissime telefonate di persone che magari hanno un figlio, sono disoccupate da tanto tempo, hanno finito la NASPI e non sanno oggettivamente come portare a casa il pranzo con la cena, no? E quindi questa cosa dei comuni potrebbe dare una spinta a queste persone in questo periodo difficile in cui, anche se sono nel mondo del lavoro, lavoro non ce n'è, certo. È tutto fermo. Paolina, è così? Quindi... Sì, è così e sono tutte quelle questioni che noi appunto le stiamo raccogliendo e monitorando proprio per segnalarle, anche perché, come credo abbiamo capito tutti, anche se si entra nella fase 2, il rientro alla normalità non sarà immediato, quindi bisogna gestire tutta quella fase, bisogna gestirla con tutta quell'intelligenza che si è messa insieme in queste settimane per non disperdere poi le situazioni positive che sono terminate. Io ne approfitto perché proprio riprendendo il grande lavoro che sta facendo l'INPS ho sotto mano i dati che la settimana prossima dovremo avere anche in termini disaggregati, quindi per regione e per provincia. L'ultimo aggiornamento dice 2.538.867 indennità lavoratori autonomi, 186.589 congedi parentali, 23.421 bonus babysitting, 118.000 domande di CIGO per 2.021.259 beneficiari, 60.500 assegni ordinari per 1.800.000 meno di beneficiari, cioè stiamo parlando di 5-6 milioni di persone. Quindi quando io ho sentito anche la polemica il primo giorno dell'INPS, dico che certa gente che fa politica tutta la vita, invece di fare polemica, doveva stringersi attorno all'INPS, che è questo grande ente che ci protegge tutti noi, dare eventualmente strumenti in più che mancano per fare meglio il proprio lavoro, perché qui dietro a questi numeri ci sono persone che hanno le problematiche che ogni giorno riscontriamo con le nostre telefonate e già sono preoccupate appunto magari di essere intaccate dal virus. Se gli mettiamo un po' di tranquillità, che su tutto il resto c'è lo Stato, c'è
l'INPS, c'è il sindacato, ci sono tutti gli enti che lavorano nella stessa direzione, credo che questo sia positivo. Allora, pubblicità, poi di nuovo in diretta, l'ultima parte. Di nuovo in diretta, allora subito una telefonata per i nostri amici della CGIL, con chi parliamo? Buongiorno, sono Diego dalla provincia di Verona. Diego dalla provincia di Verona, prego. Buongiorno, allora io ho avuto un intervento alla spalla nell'ottobre del 2019, tuttora sono ancora in malattia, però non sono in grado ancora di riprendere il lavoro. Volevo sapere se il mio termine di malattia per l'azienda è 6 mesi o 9 mesi. Oppure non c'è termine, ecco. Io ho chiesto alla mia azienda e mi ha detto guarda che il contratto dei metalmeccanici... Vuole sapere se ha superato il periodo di comporto? Esatto, sì. Allora, il periodo di comporto dipende da che il contratto collettivo nazionale è applicato alla sua azienda, perché varia a seconda del contratto. Ora io non conosco tutti i contratti collettivi applicati perché sarei un computer anziché una persona, però in base al settore nel quale il signore lavora può rivolgersi alla categoria e le dirà qual è il periodo di comporto, se è su periodo fisso o su periodo mobile e come viene conteggiato il periodo di comporto in base al contratto collettivo nazionale, nel senso che non è uguale per tutti. Sì. Quindi deve chiedere alla sua categoria, diciamo... Sì, e che settore lavora il signore? Sono metalmeccanici e artigianato. Perfetto, allora sentirà la FIOM settore artigianato di Verona, della Camera del Lavoro più vicina a lei, e le daranno le informazioni rispetto al periodo di comporto. Perfetto. Deve conteggiare tutti i singoli certificati che si sono succeduti nel tempo in un periodo che può essere, appunto, ripeto, mobile. Anche perché io ho un contenzioso con l'INAIL perché risultavo in infortunio perché ho fatto un incidente in iter al lavoro. Ho fatto l'intervento e mi hanno respinto il ricorso perché guarda che fa parte un intervento di routine, non è causa dell'incidente. È un incidente in itinere. Ho già fatto il ricorso, ho già fatto la visita. È anche là, bisogna capire, perché se lei ha il contenzioso, mi pare di capire, perché l'INAIL la rimpalla e dice che lei in realtà rientrerebbe tutelato dall'INPS. Esatto. Non li riconosce l'itinere. Sì, è sempre quella la cosa che si ritrova. Deve parlare assolutamente con la categoria di riferimento, quindi con la FIOM, e dopo, per quanto riguarda il ricorso, se non è andato da un privato, può parlarne con i nostri patronati che si occupano anche di infortuni. Sì, ho già fatto la visita anche col medico legale, a parte dell'email, però adesso con la scusa del coronavirus è tutto bloccato. Lo so, purtroppo adesso è tutto un po' bloccato, nel senso che anche loro sono a ranghi ridotti e quindi fanno fatica a stare dietro a tutte le cose e affrontano più che altro quelle che si presentano adesso come emergenziali di situazioni. Esatto, però le ripeto, parli con la categoria per capire il discorso del superamento del periodo di comporto, va bene? Va bene. Grazie, allora, grazie, beh, certo è una situazione un po' complessa. Allora Paolino, manca un minuto, siccome ho la mannaia della pubblicità sul collo. Facciamo così, volevamo parlare un po' anche dei sfratti ATER, possiamo rinnovare questa cosa a mercoledì, visto che ci vediamo mercoledì? No, ma solo 30 secondi. Vai, 30 secondi. C'è una proroga degli sfratti che riguarda tutti, certo. Quindi è una regola valida in tutta Italia. Per quanto riguarda invece l'ATER, c'è il problema che devono arrivare i nuovi bollettini, che sappiamo che sono state inviate le lettere ai nuovi bollettini, ma sono fermi alle poste o per strada, nel senso che anche i postini vanno a ranghi. C'è emergenza anche su quello, ovviamente. E sappiamo che comunque in queste prime lettere che stanno mandando agli inquilini ATER, gli mandano il nuovo affitto ricalcolato, ma non gli hanno ancora mandato quanto deve pagare rispetto a quanto pagato in più. Tanto è vero che noi lunedì faremo partire 2 righe in regione per fare in modo che all'interno di tutte le strutture che hanno mettano 5-6 persone
a sistemare questa cosa e sarebbe opportuno, vista la situazione, che i conguagli per quelli che hanno pagato correttamente fossero fatti prima dell'estate. Certo, Grazie. Certo. Allora, mercoledì ci rivediamo, ripartiamo da Ater, sfratti e poi il vostro monitoraggio sui buoni spesa e poi tante altre cose. E poi c'è il CAF per tutta la partita dei servizi che stiamo facendo online, Red, i CRIC, la dichiarazione dei redditi quando comincia, l'ISEE, perché molti sussidi vengono dati tramite l'ISEE. Poi speriamo che riusciamo a fare l'accordo anche sul bonus acqua, gas e rifiuti laddove non ce l'abbiamo, anche perché è vergognoso che non si facciano i bonus e poi vediamo un po' di stipendi che si sono distribuiti, quelli dell'Asco Piave. Qui ci vorrebbero i comuni che avessero il coraggio di battere un colpo e dirgli che quella dirigenza si trovi con noi per fare l'accordo anche di domenica se serve. Va bene, ok, allora a mercoledì con Paolino Barbiero, non so se ci sarà anche Rossana, ma credo di sì, vedremo, no, ci sarà... Ok, cambiamo, va bene. Grazie allora, grazie a Rossana Careddu, grazie a Paolino Barbiero. Grazie davvero. Allora finisce questa prima parte dell'edizione straordinaria di oggi, come sempre alle 17:30 ripartiamo con tutti gli aggiornamenti.